Ego-
Con come lei si mette e così poi decidiamo se metterci qua, perché immagino che anche lei a un certo punto... No, infatti per questo solitamente insomma siete sempre in cioè, voglio dire. Se lo chiederò anche a lei come...
Ah, allora, qua, che caldo. Cavolo. Ciao. Il nostro compito, quello di decidere così. Ecco. Ma io il menù, quello che sarà, non è che bello, i miei coetanei no. Non c'è stato, c'hai questo che sto scritto in grigio, che si chiama un po' sport, ma per questo che c'è la Ora l'abbasso, Sacerdote faceva la predica, se qualcuno fa la predica, perché vuol dire proprio una predica che non è di buon senso. Dovete studiare? Noi ci vediamo? Ascoltate la professoressa, per favore, ragazzi. Ecco, l'architettura è regina dell'arte romanica, è quello che vi ho detto, sulla scultura, sulla ricchezza. Ora me ne vado perché non vedo l'ora. Allora, mettete via. Allora, qualcuno può andare in bagno o Sì, se vuole andare in bagno andate in bagno. allora, uno, c'è, ci sembra. Comunque ancora rimangono nel deserto. E 139.
Non risultava presente, ho portato le sede, gliel'ho fatta vedere, dice la deve rinoltrare, io l'ho fatta vedere, ho telefonato alla Giovanna, dice hanno risultato, ho detto guarda, io ho qui il computer, 28 settembre alle ore 15 ti ho mandato. Perché lui dava parte. Dopo che l'ho fatto io, anche se lei però ah, ok. Per le tempistiche mi dicevano così un quarto d'ora. Sì, C'era. io ho un testo che ho scritto perché così mi regolo e dura sicuramente meno. Se ne avete due potete... Mi accendo io dalla regia.
io di fare una raffreddura, cioè sì, potete cominciare come volete. Adesso io vi sento una cosa. Le prime parole che siano un po' di confusione perché si regole giuste. Allora, intanto i gelati li ho messi già direttamente a noi, no? moltiplicati. Sì, ne faccio un altro, così poi lo riprendo. Ok. Allora, farà fondamentale allucinante, no? Buongiorno. Allora, voi avete poi congelato, così quando vi do la parola le porte perché fa un caldo pazzesco. pazzesco, sì. Sì, anche c'è ancora caldo. Ditemi voi quando volete. Ah no, manca Marco. allora, secondo me puoi cominciare. Perché Anche se manca Marco, anche se aspettiamo. Viva Marga, mi accendi il microfono? Proviamo a vedere se mi sentite. Bene. Allora, è stata definita l'amica delle stelle, l'amica dei gatti, l'amica delle biciclette, perché Marguerite Hack amava studiare le stelle, era circondata dai gatti e amava andare in bicicletta. Marguerite Hack è stata l'icona della scienza, è stata la prima donna in Italia a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste, e oggi e nei prossimi incontri nell'ambito di questo progetto, del progetto Viva Marga, avremo modo proprio di conoscere meglio Marguerite Hack, la sua vita e la sua attività di scienziata attraverso questo progetto, che secondo me è un progetto straordinario, perché di fatto vi invita a fare una sorta di viaggio indietro nel tempo, ripercorrendo appunto la storia di Marguerite Hack, però vi invita anche a guardare al futuro, a chiedervi quello che potete fare voi per conoscere sempre meglio quei puntini luminosi, le stelle appunto a cui Marguerite Hack ha dedicato la sua attività di ricerca, e in generale conoscere meglio, svelare i misteri dell'universo. Questo è quello che ancora appunto dobbiamo scoprire del nostro universo. E allora buongiorno a tutte e tutti, benvenuti, benvenute. Naturalmente il benvenuto va anche a coloro che ci stanno seguendo da Firenze, da Graz, da Sarajevo, insomma vedremo poi dove ci porta Marguerite Hack in giro per l'Europa. Grazie naturalmente per aver aderito a questo progetto Viva Marga, un concorso a premio per le scuole
di cui illustreremo tutti i dettagli e vi daremo appunto tutte le informazioni utili per poter poi dar libero sfogo alla vostra creatività. Però credo di non sbagliare se insomma possiamo dire che in qualche modo questo progetto è anche un'occasione per le sue città, Trieste, la città dove appunto ha trascorso gran parte della sua vita, e Firenze, la città dove è nata il 12 giugno del 1922, un'occasione appunto per ricordarla, per omaggiarla e per farla conoscere a voi. Con l'auspicio anche che quella passione, quella determinazione, quella tenacia che hanno animato Margherita Hack, che l'hanno portata appunto ad impegnarsi non solo nel campo, nell'attività di ricerca, ma anche nella comunicazione della scienza, possa in qualche modo travolgere, coinvolgere anche voi. Non so se avete già ben chiaro che cosa vorrete fare una volta finito questo percorso di studio, insomma gli anni della scuola superiore, chissà però se anche tra di voi c'è qualcuno che poi deciderà di continuare a studiare le stelle, a studiare l'universo, oppure a dedicarsi alla comunicazione della scienza. Insomma, avrete modo di raccontarcelo nel corso di questi incontri, anche attraverso i progetti che realizzerete. Io intanto ringrazio per essere qui con noi e quindi prego al microfono l'assessore Maurizio De Blaso, assessore del Comune di Trieste, Educazione, Scuola, Giovani. Grazie per essere qui con noi e grazie per il supporto al progetto Viva Marga. Grazie a voi. Si sente? Sì. Ah, ecco, scusate, io mi alzo così vi vedo, se no devo girarmi. Intanto io porto il saluto del sindaco e dell'amministrazione comunale a questo evento che celebra una nostra concittadina e che mette insieme tante città in nome della scienza. Merito di uno studioso è quello certamente di fare ricerca, di fare divulgazione, ma consiste soprattutto nel saper trasmettere la passione per il proprio lavoro, per la propria materia, e credo che in questo Margherita Hack sia stata maestra, e se siamo qui è proprio per questo motivo. E pensando al suo lavoro, ecco, mi viene in mente un suggerimento che però, anche vista la vostra età, vuole essere un augurio, e cioè quello di non perdere mai la curiosità e di avere il desiderio e la capacità di guardare sempre oltre. A volte lo sguardo è fisico, come può essere quello di un telescopio, altre volte ideale, ma altrettanto importante per noi stessi e per la nostra collettività. Quindi un grazie agli organizzatori e a tutti, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie assessore De Biasi. Tra l'altro insomma ha già insomma sono parole chiave le sue, passione e curiosità, che secondo me ricorreranno nel corso della mattinata e nel corso degli incontri, perché appunto sono parole che in qualche modo descrivono Margherita Hack, la sua passione per la scienza, la sua passione per la comunicazione della scienza, che ha portato avanti sempre fino all'ultimo con il desiderio di instillare curiosità, tra l'altro in un pubblico di tutte le età. Io ringrazio e do il benvenuto anche all'assessora Alessa Rosolen, l'assessora regionale al lavoro, formazione, istruzione e ricerca, ricordando anche il prezioso contributo della regione proprio per la realizzazione di questo progetto. Allora, buongiorno a tutti e grazie. Il prezioso contributo della regione su questo progetto arriva dalla passione e dalla curiosità di una signora che poi avrete l'onore di ascoltare, immagino in collegamento più tardi, che è Maria Luisa Princivalli, che qualche anno fa decise di iniziare questo percorso assieme a tutta una serie di associazioni che poi verranno ricordate, per raccontare Margherita Hack. Raccontare e non ricordare sono due cose diverse che guardano sicuramente al futuro, come ha detto l'assessore De Blasio, ma che guardano a un'apertura del nostro territorio con tutte le opportunità che su questo territorio per i giovani, per i ragazzi e le ragazze di tutti gli ordini di scuole si aprono, perché il percorso che in questa città in particolare, ma in tutta la regione, non si conclude nelle offerte didattiche della scuola primaria e nella scuola secondaria, ma si apre a un mondo della scienza ricchissimo, che è fatto di internazionalità. Oggi inizierete a incontrare giovani
in maniera virtuale, ma incontrerete giovani che arrivano da altri territori, sia in Italia sia all'estero, e questa è la vocazione di questa città, assieme a un'altra cosa che dobbiamo ricordare e che è parte integrante dell'intelligenza di questo premio. Non è un premio legato solo alle materie STEM, alle materie scientifiche nella loro completezza, nella loro vastità e nella loro complessità. È un premio legato in realtà anche a tutte le materie umanistiche, proprio per la possibilità di accedere e per la possibilità di trasformare un'opportunità e di allargarla a tutti quanti, indipendentemente da quella che è come si dice, il talento di ognuno di voi. Io faccio l'elenco, ringrazio ovviamente il comitato promotore, ringrazio l'organizzazione di volontariato Cultura Radice Futuro che da subito ha chiesto il coinvolgimento dell'amministrazione regionale e dell'amministrazione comunale, l'Università della Terza Età Danilo Dubrina, perché è qualcosa che accompagna questo percorso di conoscenza, di cultura e soprattutto di apprendimento che non finisce quando finisce il vostro percorso scolastico. Non è una minaccia, è ovviamente è ovviamente l'invito ad accogliere tutte le opportunità che avrete davanti all'Associazione Scienza Under 18 dell'Isontino e a tutta la comunità scientifica che oggi avete qua. Le persone che oggi sono qua rappresentano tutti quegli istituti internazionali di eccellenza proiettati nel mondo della ricerca, che primeggiano sicuramente a livello nazionale e che voi avete a 2 passi da casa vostra. Per cui grazie e buon lavoro a tutti. Grazie mille, grazie ancora Alessia Rosolene, grazie Maurizio De Blasio, che immagino che dobbiate scappare perché insomma le vostre agende sono belle fitte. Come diceva Alessia Rosolene, in fondo è un concorso Viva Marga dedicato alla bellezza e al valore della conoscenza attraverso appunto la figura di Margherita Hack, che è stata una delle protagoniste appunto del mondo della scienza che contraddistingue Trieste. Immagino che più volte abbiate sentito parlare di Trieste come città della scienza proprio per il tessuto così fitto, così ricco di istituti di ricerca, le università, insomma, che raccolgono, che richiamano in questa città, tra l'altro, scienziati e scienziate, ricercatrici e ricercatori provenienti da tutto il mondo. Allora, abbiamo detto un concorso dedicato a Margherita Hack, che è stata un'icona della scienza ed è stata una pioniera, e allora adesso conosciamola meglio attraverso le parole di Francesca Matteucci, professoressa ordinaria di fisica stellare all'Università di Trieste, accademica dei Lincei, e dal 2003 al 2006 ha diretto, è stata direttrice del Dipartimento di Astronomia dell'Ateneo Triestino, che, se non sbaglio, proprio la nostra Margherita Hack ha contribuito a far nascere. Allora cerchiamo di capire adesso qual è l'eredità di Margherita Hack, una donna e una scienziata straordinaria, perché una donna e una scienziata veramente apprezzata da tutti. Francesca Matteucci. Funziona? No. Sì, sì, sì. Ok, allora buongiorno a tutti, è sempre un'emozione essere davanti a tutti questi giovani. Meno male che è successo dietro. Consentitemi di iniziare, vorrei parlare appunto della figura di Margherita come donna e come scienziata. Margherita non ha certo bisogno di presentazione, anche se siete giovani, perché le sue attività di scienziata e di donna sono ben note oltre l'ambiente accademico e scientifico, grazie alla costante attività di divulgazione della scienza e impegno nel sociale, che parallelamente alla sua brillante carriera di scienziata ne hanno fatto un personaggio di spicco dei nostri giorni. E la natura innovativa e senza dubbio originale dell'operato di Margherita si intende meglio se la mettiamo in correlazione al suo destino di donna. Donna in una comunità, quella scientifica, che per lungo tempo è andata declinandosi al maschile, isolando le eccezioni.
Basta scorrere l'esempio dei premi Nobel per scoprire che in 100 anni di storia vi sono annoverate poco più di una decina di scienziate. Una situazione che non riguarda solo l'Italia e che si radica in un sistema di valori arcaico, non privo di contraddizioni. Le donne che hanno avuto incarichi accademici, pensate, nella storia del passato, sono tuttora avvolte da un'aura di leggenda, come quella che riguarda una donna che insegnò all'Università di Bologna, la prima università del mondo, a consentire l'accesso all'insegnamento alle donne tra il XII e il XIII secolo. Il suo nome è Bettisia Gozzadini e la tradizione vuole che non solo tenesse le sue lezioni nello studium, cioè nell'università, ma anche nelle pubbliche piazze di fronte a grandi folle. E la tradizione parla anche di Novella d'Andrea, che nel XIV secolo teneva lezione coperta da un velo per non distrarre gli studenti con la sua bellezza. Tuttavia, l'apertura dell'università alle donne avvenne in maniera evidente solo molto più tardi, nel XVIII secolo, grazie alle nuove idee dell'illuminismo che stavano mutando la cultura in Europa e in particolare riguarda le donne. Tra le più celebri donne cattedratiche, sempre a Bologna, ricordiamo Laura Bassi, che nel 1733 ebbe la cattedra di filosofia e nel 76 quella di fisica sperimentale, nonché Maria Gaetana Agnesi, che nel 1750 conseguì la cattedra di matematica e geometria analitica. In seguito, pensate, solo nel XVIII secolo ci fu maggiore apertura alle donne, anche all'estero, e università come Cambridge e Oxford aprirono il loro college anche alle donne, ma solo nel XVIII secolo. A Cambridge furono fondati nell'869 e nel 72 Girton e Newman, mentre ad Oxford il primo college femminile risale al 1878. Quindi la presenza femminile nel mondo della scienza è comunque rimasta esigua fino ai tempi recenti. Nel campo dell'astronomia si dovette aspettare fino al 64 per avere la prima donna titolare di cattedra in Italia, e questa donna era Margherita Hack. Una volta ottenuta la cattedra presso la nostra università, Margherita divenne automaticamente la prima donna direttore di un osservatorio astronomico ed ha diretto l'Osservatorio Astronomico di Trieste fino all'87, rivitalizzando un'istituzione che era l'ultima in Italia, il fanalino di coda degli osservatori, sia per il numero di dipendenti che per la strumentazione scientifica, e lo portò a rinomanza internazionale, rinomanza che negli anni a seguire è continuamente cresciuta. Da allora la sua carriera e la sua popolarità sono andate sempre aumentando. È diventata membro della prestigiosa Accademia dei Lincei, dove le donne sono ancora piuttosto rare. L'esempio di Margherita e l'originalità della sua carriera di donna hanno rappresentato e rappresentano per l'altra metà del cielo un punto fermo, un esempio da seguire. Dal 64 a oggi la presenza femminile nel mondo scientifico italiano è aumentata notevolmente, anche se ci sono ancora poche donne che ricoprono posti apicali di responsabilità e soprattutto cattedre di prima fascia come quella che ricopro io, che mi sono avvicendata in qualche modo a Margherita nel 2000. Per questo motivo abbiamo bisogno di persone come Margherita Hack, che col suo esempio ha contribuito col coraggio delle proprie idee al superamento di atteggiamenti oscurantisti. Questo certamente non significa eclissare la Margherita donna di scienza, a vantaggio della Margherita testimone di idee di libertà, eguaglianza e solidarietà, idee sempre più valide a dispetto della loro ricorrente perdita temporanea di peso, nell'incalzare di un'attualità dove ogni cosa ha un prezzo e tutto diventa merce. Semplicemente importante e decisivo sottolineare come in lei la studiosa non abbia mai prevalso né sulla donna né sulla cittadina, quasi che nessuno degli aspetti della sua personalità potesse sussistere in via autonoma. Ecco il suo genuino e chiaro, se mi consentite il termine, umanesimo. Umanesimo che oggi ci impedisce di manifestarle una riconoscenza parziale, che si limiti solo alla sua importante attività di studiosa. Margherita non è infatti solo una delle figure più autorevoli dell'astrofisica nazionale e internazionale, ma anche una persona esemplare per il rigore con cui ha reso coerente il proprio lavoro scientifico, ha una tensione morale rara negli uomini e anche nelle donne, anche in quelle che, dedicando la propria vita alla ricerca, sono in posizione avanzate verso il progresso e il bene comune.
In un'età che tende alla specializzazione, alle conseguenti classificazioni esplicitamente limitative e quindi incomplete, la personalità di Margherita si distingue per un'interpretazione classica, se non addirittura rinascimentale, della figura dello scienziato. Non solo concentrato su numeri e formule, ma artefice di cultura, nel senso più autentico del termine, ovvero di una particolare visione delle cose e del mondo, dove per mondo non si intendono solo pianeti, stelle, galassie, ma anche la società in cui viviamo. In altri tempi, professare teorie come la pluralità degli universi costava il rogo, un rogo che peraltro era prerogativa quasi esclusiva delle donne, sospettate di luridi commerci col principe delle tenebre. La luce di quei fuochi sembra ormai lontana, ma non si è mai del tutto spenta. Ed oggi ne abbiamo da più parti drammatiche conferme. Ed è in contingenze come queste che risulta ancor più prezioso l'esempio che Margherita ci ha offerto, con la sua vicenda di intellettuale refrattaria agli accomodamenti e ai compromessi, e in questo così poco italiana, nel senso purtroppo corrente del termine. I suoi insegnamenti scientifici in nulla si differenziano dal valore morale della sua attività di testimone impegnata in un presente difficile e faticoso, sempre dalla parte della ragione e della civiltà, contro i pregiudizi, le ciarlatanerie, le falsificazioni e le prevaricazioni, contro le superstizioni, quelle basse come quelle più subdole, perché l'intolleranza è la forma più diffusa e rovinosa di superstizione. E quel che più mi ha affascinata in Margherita è la schiettezza e la semplicità di modi che l'hanno sempre contraddistinta. Di un'altra grande esponente della comunità scientifica, Marie Curie, fu detto da Einstein come fosse l'unica persona capace di restare se stessa davanti alla notorietà. Questa definizione si applica alla perfezione a Margherita Hack e la contraddistingue nella comunità scientifica sia maschile che femminile. Margherita, grazie a queste sue doti di immediatezza e spontaneità, ha fatto arrivare al di là della ristretta comunità scientifica idee connesse non solo all'astronomia, ma anche all'idea stessa di libertà della ricerca e dell'insegnamento, idee quanto mai attuali. All'indomani della più grande tragedia del secolo scorso, uno scrittore, Elio Vittorini, si pose provocatoriamente l'interrogativo se potessero i poeti ignorare il secondo principio della termodinamica. Nel trarre un bilancio del suo percorso di ricercatrice, Margherita Hack ha rovesciato il problema: se possono gli uomini e le donne di scienza ignorare la poesia? Quella poesia in cui può capitare che un pastore interroghi la luna e le chieda del perché delle cose e del tacito infinito andare del tempo. Domande a cui la scienza non è in grado di rispondere, perché il senso dell'attività di Margherita Hack, come della cittadina e della donna che in lei convivevano, è che compito della scienza è stabilire non le risposte, ma le domande possibili. Quando 30 anni fa decisi di partecipare a un concorso per professore associato all'Università di Trieste, pensai che mi sarebbe piaciuto andare nel posto che aveva dato la cattedra a Margherita Hack. Mi sembrò un buon auspicio per la mia carriera. Oggi posso dire che lo è stato. All'epoca non conoscevo Margherita se non per averla vista a conferenze scientifiche e qualche volta in televisione, ma già da allora la sua competenza, la sua razionalità, la sua simpatia, il suo innato carisma e non ultimo il suo familiare accento toscano avevano suscitato in me una grande ammirazione e fui molto orgogliosa quando mi chiese di fare una conferenza di astronomia insieme a lei al Teatro Miela. Fu un'esperienza importante per me, anche simbolica. 2 donne sullo stesso palco a discutere dei possibili destini dell'universo, un simbolo di tempi che cambiano. In quell'occasione apprezzai enormemente la capacità di Margherita di rispondere alle domande più astruse con semplicità e chiarezza, soprattutto la sua capacità di spiegare difficili concetti di fisica in modo tale che tutti potessero capirli. Neanche a dirlo, ma il teatro era strapieno come un concerto rock e nel pubblico vi erano giovanissimi come anziani, segno della grande popolarità e dell'importanza del messaggio che Margherita sapeva portare. Tutte queste doti, unite al fatto di essere donna, non possono che stabilire un esempio unico per le donne che vogliono avvicinarsi alla scienza e anche per quelle che già ci sono. Margherita ci ha lasciati serenamente all'alba del 29 giugno del 2013, a 91 anni appena compiuti, ed ha lasciato un grande vuoto, qui a Trieste ed altrove. La ricorderò nel suo ufficio all'Osservatorio Astronomico, circondata da suoi amati gatti,
tra cui spiccava, pensate, la gatta topa. Ricorderò le sue battute salaci da vera toscanaccia, come quando alla celebrazione dei suoi 90 anni, avvenuta in pompa magna alla prefettura a Trieste, lei si voltò verso di me e disse: meno male con nella questura. E Margherita, è per me oggi un grande onore ricordarti qui, dove inauguriamo questo magnifico premio dedicato a te, e non posso che concludere dicendo: viva Marga! Grazie. Grazie Francesca Matteucci, grazie perché di fatto hai sintetizzato quella che è ancora l'eredità viva di Margherita Hack, anche per chi appunto anagraficamente, per questioni anagrafiche probabilmente voi non avete avuto modo di intercettarla, però trovate in rete molti video, molte delle sue conferenze. Il consiglio è quello di andarle a vedere e di farvi ispirare da Margherita Hack. Io ringrazio. Consiglio il video delle Iene dove intervistano Zichichi e la Margherita Hack in contemporanea, gli fanno le stesse domande ed è veramente istruttivo e anche molto divertente. Le famose interviste doppie. Ecco, io ti ringrazio anche per aver sottolineato il fatto che in fondo questo progetto Viva Marga è anche un'occasione per riflettere appunto sulle questioni di genere, sulle pari opportunità, sulla corsa in salita, sulla corsa impari che ancora le ragazze devono affrontare nel mondo della scienza, ma di come le cose stiano per fortuna doverosamente cambiando. Hai citato Laura Bassi e forse avrete avuto modo anche di visitarla. Laura Bassi, mi riferisco alla nave oceanografica Rompighiaccio dell'OGS, dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, uno dei centri che fanno di Trieste la città della scienza e che ha intitolato proprio a Laura Bassi la nave Rompighiaccio, con cui va a fare ricerche nei mari di tutto il mondo, anche nelle acque polari. E mi fa piacere che tu abbia ricordato l'impegno di Margherita Hack per cercare di contrastare le superstizioni. Margherita Hack le considerava una bischerata e li considerava frutto dell'ignoranza scientifica, motivo per cui lei era così impegnata sul fronte della ricerca scientifica, ma anche sul fronte della comunicazione della scienza. C'è bisogno di una maggiore alfabetizzazione scientifica per essere cittadini e cittadine liberi e consapevoli. Io prima di proseguire nel fornirvi i dettagli del progetto Viva Marga vorrei ringraziare e salutare Maria Luisa Principali, che prima l'assessora Rosolen ha citato. Non può essere con noi, non può neanche collegarsi da remoto con noi, però vi manda i suoi saluti, soprattutto vi augura buon lavoro e vi augura che possiate appassionarvi alla storia di Margherita Hack, e attraverso la storia di Margherita Hack vi augura che possiate appassionarvi alla scienza. Lei, Maria Luisa Principali, Margherita Hack l'ha conosciuta bene e tra l'altro, appunto, come si diceva prima, in fondo questo progetto Viva Marga nasce proprio sulla scia di una sua iniziativa del 2018, che può essere per certi versi considerata una sorta di prima edizione del premio, ma poi lo capiremo meglio. Ecco, praticamente Maria Luisa Principali e Margherita Hack hanno condiviso 49 anni di vita insieme come colleghe e come amiche, da quando appunto nel 1964, come ci diceva Francesca Matteucci, Margherita Hack è arrivata a Trieste, all'Università di Trieste. Lei, Margherita Hack, insegnava astrofisica, Maria Luisa Principali insegnava analisi matematica, erano appunto colleghe alla Facoltà di Scienze dell'Università. Un rapporto, scrive Maria Luisa Principali, da principio scientifico che si è trasformato poi nel corso degli anni in un rapporto di profonda amicizia. Naturalmente sarebbero tantissimi gli aneddoti che Maria Luisa Principali potrebbe condividere con noi del suo rapporto di amicizia con Margherita Hack e su Margherita Hack come persona oltre che come scienziata, ma c'è una cosa a cui tiene particolarmente Maria Luisa Principali, cioè che vuole assolutamente raccontarvi. Si è raccomandata di dirvi quanto la generosità fosse una caratteristica che contraddistingueva Margherita Hack donna, Margherita Hack scienziata. Generosità, dice, nei riguardi dei suoi allievi e delle sue allieve, che lei ha sempre amato. Li esortava per esempio con frasi di questo tipo:
Siate pietre vive, non dei mattoni, e non lasciatevi derubare della vostra personalità. Generosità nei riguardi di coloro che la invitavano a condividere il suo sapere, e anche quando era vecchia, stanca e malata, racconta Maria Luisa Princivalli, Margherita Hack non si risparmiava mai al confronto con gli altri. Generosità anche nei confronti appunto di tutte le persone che le scrivevano per porle domande attinenti all'attività di ricerca, all'astrofisica, domande di curiosità scientifica. Ebbene, Margherita Hack trascorreva ore e ore davanti al computer per rispondere a tutte le lettere che riceveva. Generosità nei riguardi di Eda Gergo, oggi una scienziata che dirige un istituto di ricerca in astrofisica a Pechino e che Margherita Hack ha accolto e supportato fin da quando all'età di 10 anni lei è arrivata in Italia dall'Albania, e naturalmente generosità nei confronti del marito Aldo, con cui ha condiviso una vita intera. E poi Margherita Hack, dice Maria Luisa Princivalli, era dotata di una straordinaria ironia e autoironia che è già trapelata dalle parole della professoressa Matteucci. Per esempio, lei mi raccontava, quando le chiedevo come stai Marga, le rispondeva Ungaretti Maria Luisa, Ungaretti, riferendosi appunto proprio alla poesia Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. E poi ancora, a proposito del fatto che Margherita Hack, appunto, recuperate dei video così potete rendervene conto voi stesse, voi stessi, a proposito del fatto che Margherita Hack fosse incurante di come apparisse in pubblico. Ecco, Maria Luisa Princivalle racconta di come la stessa Margherita Hack spesso raccontava e ricordava sorridendo come a volte arrivava ad un convegno, ad un congresso, e i portieri, racconta in particolar modo un episodio che le è capitato a Genova. Il portiere non voleva farla entrare perché non pensava che una persona vestita così, possiamo dire semplicemente, fosse proprio la relatrice, fosse proprio l'ospite d'onore. C'è una a Trieste molto famoso, che quando ha vinto la cattedra nel 64 è stata invitata dal direttore del Dipartimento di Fisica a fare una conferenza. Il giorno che lei è arrivata doveva arrivare anche la donna delle pulizie nuova, e avete già capito. Allora lei, che vestiva appunto in maniera un po' modesta, si presenta al portiere, il quale aveva l'idea appunto che arrivava qui, e lei dice: io devo parlare col direttore. E dice: no signora, guardi, torni domani perché oggi ti aspetta una persona importantissima, che era lei. E allora lei prese e andò via. E allora qualcuno è andato al portiere e ha detto: ma cosa hai fatto? Dice: quella è la professoressa. Oh, mi scusi. Allora è tornato indietro, ma lei l'ha presa sorridendo, cioè questa era la grandezza anche di Margherita, che non se la prendeva assolutamente. Quindi proprio il giorno che era venuta per prendere servizio, diciamo, era stata presa per la donna di servizio. Appunto, una persona straordinaria, possiamo dire, una persona straordinaria nella sua semplicità. Avrete modo di conoscere questo aspetto di Margherita Hack, una persona semplice, una persona controcorrente, una persona libera, grazie anche all'educazione che ha avuto dai suoi genitori. Però ecco, a questo punto io direi conosciamo meglio il progetto Viva Marga, perché poi di fatto voi dovrete mettervi al lavoro, dare spazio appunto alla vostra creatività, proprio in nome di Viva Marga, proprio in nome di Margherita Hack. E allora conosciamo il progetto promosso dall'Organizzazione di Volontariato Culturale Radici e Futuro di Trieste, è stato già detto prima, insieme all'Università della Terza Età Danilo Dobrina, insieme all'Associazione Scienza Under 18 Isontina e insieme alla comunità scientifica che fanno di Trieste la città della scienza. Quindi Laura Capuzzo, segretaria generale di Radici e Futuro, insomma spiegaci tutto del progetto Viva Marga, le origini, lo sviluppo e in che modo loro dovranno impegnarsi per insomma la realizzazione di idee che riguarderanno Margherita Hack, il suo lavoro e il futuro della ricerca in questo campo. Ok, buongiorno a tutti, a chi è presente e anche a chi è in collegamento sia da Firenze che dall'estero. Spero che non ci siano troppi problemi tecnici e quindi che tutto funzioni a meraviglia.
Benvenuti a tutti alla manifestazione di oggi, che è l'avvio praticamente vero e proprio del progetto Viva Marga, concorso a premi per le scuole in ricordo di Margherita Hack, appunto. Io vi racconterò brevemente come è nato e come si svilupperà questo progetto dedicato ad una grande donna che è stata, come abbiamo sentito, la prima in Italia a dirigere un osservatorio astronomico, e lo ha fatto proprio qui a Trieste, contribuendo così a far conoscere la città in campo scientifico a livello internazionale. Prima di parlarvi del progetto, però, ritengo opportuno spendere qualche parola in merito al luogo nel quale ci troviamo, visto che siamo in un luogo in cui c'è traccia della storia di Trieste. Mi riferisco innanzitutto all'edificio che ci ospita, il Magazzino 26 del Porto Vecchio, un pregiato esempio di archeologia industriale risalente alla fine dell'Ottocento, a quando Trieste era il principale sbocco al mare dell'Austria-Ungheria. Il Magazzino 26, situato tra l'altro proprio di fronte al Golfo, in cui domenica prossima si disputerà la Barcolana, che è la più affollata regata del Mediterraneo, è stato recentemente sottoposto ad un'opera di recupero che l'ha valorizzato e aperto al pubblico, con l'obiettivo di divenire in tempi brevi il fulcro del polo museale triestino che si sta creando qui in Porto Vecchio. All'interno di questo storico contenitore ristrutturato c'è la sala in cui noi ci troviamo, intitolata a Lelio Luttazzi, del quale proprio quest'anno ricorre il centenario della nascita. Lelio Luttazzi, per chi non lo conosce, è stato uomo di spettacolo a tutto tondo, molto noto per i suoi programmi televisivi e radiofonici negli anni tra il 1950 e il 70 e molto legato alla città delle sue origini, alle quali aveva anche dedicato famose canzoni, che alle pareti di questa sala voi vedete riportate come spartiti alcune di queste canzoni. Da una personalità come Lelio Luttazzi, nata a Trieste, passiamo ora ad un'altra personalità, cioè la nostra Margherita Hack, Marga, come era chiamata familiarmente, nata a Firenze, come sappiamo, nel 1922, ma che a Trieste è arrivata nel 1964 e ci è rimasta fino alla sua scomparsa, avvenuta appunto il 29 di giugno del 2013, esattamente 10 anni fa. Margherita Hack non è stata solo una scienziata, una docente universitaria, una delle artefici del decollo dell'astrofisica in Italia, è stata anche un'atleta, un amante della bicicletta e di tutti gli esseri viventi, i gatti in particolare, una persona impegnata in politica e sul tema dei diritti civili, una grande divulgatrice che sapeva rendere accessibili a chiunque tematiche scientifiche anche complesse. Bene la descrive nel suo sito la Società delle Letterate, che dice: vederla passeggiare a Trieste, sulle rive, o seguire i suoi interventi nelle assemblee cittadine, oppure incontrarla al Teatro Miela, alla festa Mici Amici, lei che i gatti li amava tanto e tanti ne aveva a casa, era cosa comune, assolutamente normale. È stata una donna che ha saputo intrattenere rapporti vitali con la città dove ha scelto di vivere e con la gente che la incontrava in tante occasioni. Vitale e forte era lei stessa, così amante della libertà, che ha saputo incarnare come donna negli studi, nelle scelte di vita e di professione, nelle parole sempre aperte e franche, libere da pregiudizi, superstizioni o soggezioni. Il progetto Viva Marga, che l'Organizzazione di Volontariato Culturale Radici Futuro, insieme con l'Università della Terza Età Danilo Dobrina di Trieste e l'Associazione Scienza Under 18 Isontina, ha voluto promuovere, nasce dalla volontà di rendere omaggio a questa donna, con un duplice scopo, celebrativo e formativo. Da un lato si tratta di coltivare il ricordo di Margherita Hack, dall'altro di avvicinare i giovani, stimolando la loro curiosità e creatività al mondo della scienza. Mettere le nuove generazioni a contatto diretto con chi fa ricerca significa guardare al futuro, in una prospettiva di sviluppo culturale
e di promozione della conoscenza, come era nelle intenzioni di Margherita Hack. Radice Futuro è un ente del terzo settore che dal 2009 lavora con i giovani e con le scuole, promuovendo progetti legati al territorio del Friuli Venezia Giulia che prendono in genere spunto da eventi o testimonianze del passato, di particolare interesse per capire il presente e magari costruire un futuro migliore. Dopo aver realizzato negli scorsi anni progetti di carattere per lo più storico e letterario, abbiamo voluto prestare quest'anno attenzione all'importante realtà scientifica presente a Trieste, collegandola alla ricorrenza del decennale della scomparsa di Margherita Hack. Di conseguenza abbiamo ripreso in mano, ampliandola, un'idea della professoressa Maria Luisa Princivalli, alla quale permettetemi di rivolgere un affettuoso saluto di pronto ristabilimento. Idea che nel 2018-19 aveva portato l'Università di Trieste a bandire una prima edizione di questo concorso, cui aveva partecipato una quarantina di studenti di scuole superiori triestine e che si era conclusa con 3 vincitrici. Noi quell'iniziativa, in accordo con la professoressa Princivalli, l'abbiamo ampliata, come dicevo, coinvolgendo non solo scuole secondarie di secondo grado, ma anche di primo grado. E grazie alla collaborazione data dagli uffici scolastici regionali per il Friuli Venezia Giulia e la Toscana, abbiamo coinvolto non solo scuole di Trieste, ma anche scuole dell'altra città del cuore di Margherita Hack, e cioè Firenze. A queste abbiamo aggiunto, sulla scia di precedenti esperienze, scuole italiane all'estero o estere di paesi del centro-est Europa e dell'area balcanica dove si insegna l'italiano, nell'intento di far conoscere e valorizzare il ruolo di ponte tra culture che queste scuole svolgono e mettere in relazione, tramite esperienze condivise, i loro studenti con gli studenti italiani. Fondamentale in questa fase è stato il supporto degli enti scientifici, a cominciare dai 2 osservatori astronomici di Trieste e di Arcetri, ai quali dobbiamo un grande ringraziamento. Ben presto, infatti, a questi 2 enti se ne sono aggiunti altri con ruolo di man partner, perché strettamente legati alla vicenda umana e professionale di Margherita Hack, come il Consorzio per la Fisica, il CNR INO, e i dipartimenti di fisica delle università di Trieste e di Firenze, e da altri enti ancora che sono espressione della comunità scientifica della quale Margherita Hack faceva parte, come la SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, l'OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Area Science Park, il Centro di Fisica Teorica Abdus Salam, il Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologia e il Museo Galileo di Firenze. Il progetto ha poi ottenuto il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Casali, di Anteas ODV e, per questa manifestazione, anche del Comune di Trieste. Alla proposta di adesione al progetto che abbiamo lanciato nella scorsa primavera hanno risposto 21 scuole, 8 di Trieste, 5 di Firenze e 8 estere di Austria, Slovenia, Slovacchia, Serbia, Bosnia e Erzegovina e Albania, che sono oggi qui rappresentate perlomeno in collegamento. Oltre 700 saranno quindi gli studenti che nel corso di quest'anno scolastico saranno impegnati nella produzione di un elaborato liberamente ispirato alla vita o all'attività di Margherita Hack nel campo della ricerca scientifica, della divulgazione, dell'etica o del sociale, sotto forma di saggio, racconto, poesia, fumetto, installazione, animazione teatrale, presentazione digitale, video, fotografia o altro. Completamente liberi di scegliere la tecnica e il tema sul quale lavorare. Il regolamento del concorso, che a breve verrà inserito nel sito vivamarga.it dedicato al progetto, prevede che i lavori possano essere individuali, di gruppo o di classe ed essere realizzati anche in lingua straniera, purché siano accompagnati dalla versione in italiano.
La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 29 febbraio 2024. Una giuria formata da rappresentanti degli enti promotori e sostenitori valuterà gli elaborati suddivisi in 2 categorie: arti visive e scrittura una categoria e multimedialità, percorsi digitali ed arti varie l'altra categoria. Suddivisi questi elaborati in 2 categorie, come dicevo, e in 3 sezioni: Trieste, Firenze ed Estero. E entro il 30 aprile prossimo proclamerà i vincitori. Gli studenti che realizzeranno i migliori elaborati verranno premiati con buoni acquisto di 1.000 euro ciascuno, mentre ai loro docenti andranno dei buoni di 600 euro. Studenti e docenti vincitori parteciperanno a viaggi premio finali a Trieste per la consegna dei riconoscimenti e a Firenze per la presentazione alle scuole fiorentine degli elaborati vincitori, oltre che per visite ovviamente alle città e agli enti scientifici. Nell'ambito del progetto rientrano ancora altre iniziative, 2 anteprime già svoltesi in coincidenza con la ricorrenza del decennale della scomparsa di Margherita Hack. Una anteprima svoltasi a Gorizia nell'ambito di Estoria, durante la quale Federico Taddia ha ricostruito in maniera spettinata la vita della scienziata, in maniera spettinata come sa fare Federico Taddia, e un'altra anteprima a Trieste, incentrata su quelle che sono state 2 grandi passioni di Margherita Hack, cioè l'astronomia e la bicicletta. Poi ci sarà l'omaggio alle scuole, che faremo in novembre, di alcuni libri di e su che sta per andare in stampa in questi giorni e che verrà distribuito a dicembre. E ancora l'organizzazione di 2 incontri tematici in programma per i prossimi giorni a Trieste, sempre qui in Sala Luttazzi, e in videoconferenza con Firenze e l'Estero, per darvi spunti e materiali che vi possono essere utili per i vostri lavori. Per il 17 ottobre è previsto l'incontro Marga, donna e scienziata, con testimonianze di persone che hanno conosciuto o lavorato con Margherita Hack. E per il 24 ottobre l'incontro Universo meraviglioso e sfide della scienza, su argomenti di carattere scientifico con un accento particolare sui temi dell'astronomia e dell'astrofisica. Ho parlato di 2 incontri tematici e non 3 come era previsto in un primo momento, perché per venire incontro alle esigenze delle scuole siamo stati costretti, nostro malgrado, ad annullare l'incontro del 31 ottobre. Alcune scuole infatti in quel giorno sono chiuse, altre ci hanno manifestato la loro difficoltà per motivi di organizzazione didattica a dedicare 4 intere mattinate di ottobre al progetto. Rimangono quindi confermati solo gli appuntamenti del 17 e del 24 ottobre ai quali confido di rivedervi. Con questo io ho finito, non mi resta che rivolgere a tutti un augurio di buon lavoro e un arrivederci al 17 ottobre. Grazie. Grazie Laura Capuzzo, insomma c'è tanto lavoro alle spalle di questo progetto e c'è tanto da lavoro per loro, insomma, che poi sono i protagonisti e le protagoniste appunto di questo progetto Viva Marga. Solo una curiosità per farmi un po' meglio l'idea, di che classe siete? Varie. Terza? Quinta? E ancora una curiosità, prima di questa mattinata, perché insomma adesso ne avete sentito parlare e continuerete a sentire parlare di Margherita Hack, prima di oggi in qualche modo conoscevate già Margherita Hack? C'è qualcuno che annuisce? Sono troppo giovani. Sì, dove ne avevi sentito parlare? In che contesto? Aspetta che mi avvicino perché abbiamo qualche... L'ho sempre un po' conosciuta. Alle elementari ci facevano leggere dei libri sulle donne che hanno cambiato il mondo oppure i personaggi e c'era Margherita Hack e da lì la conosco, mi ha sempre affascinata la sua storia. Bene, quindi insomma
questo progetto può essere un modo appunto per approfondire la sua storia. Chissà, in qualche modo pensi di voler intraprendere un percorso di studio attinente alla ricerca scientifica, in particolar modo all'universo? Beh sì, in effetti da grande vorrei fare l'astrofisico, però non so ancora in che cosa specializzarmi. C'è tempo, e poi qui c'è appunto, ci sono Francesca Matteucci, c'è Fabrizio Fiore, il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, che volendo possono darti dei consigli. C'è qualcuno di voi che partecipa a gare di atletica, salto in alto, salto in lungo? Ecco, allora sappi che puoi dire di avere qualcosa in comune con Margherita Hack. Lei spesso appunto nelle sue interviste racconta proprio la sua passione per lo sport e racconta anche quello che ha dovuto affrontare per fare sport quando lei era appunto una bambina. Sono gli anni del fascismo, insomma trovate delle interviste davvero interessanti che vi consiglio di seguire. Ancora qualche curiosità appunto per conoscere meglio Margherita Hack, che abbiamo detto più volte è stata una pioniera sia nel campo della ricerca scientifica che nel campo della comunicazione della scienza. Le vanno riconosciuti questi meriti. Lei è stata una pioniera nello studio delle stelle, che le ha studiate attraverso la spettroscopia, che ci fornisce quindi una sorta di codice a barre, quindi una sorta di lista degli ingredienti delle stelle. Poi ancora una curiosità: c'è un asteroide che porta il suo nome, 8558H, un asteroide che è stato scoperto nel 1995. Se vi incuriosisce, attraverso il sito indesky.org voi potete localizzarlo e vedere quando appunto questo asteroide è visibile nei cieli notturni anche da queste parti. Ma andiamo avanti. Tutti noi abbiamo un'origine comune, siamo tutti figli dell'evoluzione dell'universo, dell'evoluzione delle stelle, quindi siamo davvero tutti fratelli e tutte sorelle. Queste parole sono parole di Margherita Hack e, se non sbaglio, sono proprio le parole che l'Osservatorio Astronomico di Trieste ha scelto l'anno scorso, quando ha organizzato una settimana ricca di eventi proprio per ricordare l'astrofisica in occasione del centenario della sua nascita. L'Osservatorio Astronomico di Trieste è stato nominato più volte nel corso di questa mattinata perché, appunto, abbiamo detto, è stato l'osservatorio che Margherita Hack ha diretto dal 1964 al 1987. Ebbene, l'Osservatorio Astronomico di Trieste è uno dei centri dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF, ed è considerato un po' la creatura di Margherita Hack, perché in effetti Margherita Hack ha contribuito, a lei va il merito di averlo fatto crescere. Fabrizio Fiore, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, allora accompagnaci a conoscere meglio l'osservatorio che dirigi e anche un po' l'eredità di Margherita Hack. Preferisci il gelato? Sì, buongiorno a tutti, grazie. Se potete passare le slide, sì. Allora, si vede poco lì sotto, lì c'è il mio email che è molto semplice, fabrizio.fiore@inaf.it. Qui ci sono studenti, immagino, del quinto liceo che dovranno fare una scelta su che se vogliono andare all'università e se vogliono andare all'università che tipo di facoltà scegliere. Se avete domande, se avete problemi, se avete curiosità circa orientamento su quello che facciamo noi siamo disponibili a discutere tranquillamente, quindi mandatemi un'email e se qualsiasi domanda avete posso rispondere. Allora, prima di tutto vi voglio fare un pochettino di storia, no? Da dove nasciamo? Noi nasciamo da qui. Nel 1753 la Maria Teresa d'Austria, imperatrice, fonda la scuola di astronomia e navigazione a Trieste, perché Trieste era lo sbocco al mare dell'impero, no? E quindi era il porto di un impero molto grande. E quindi c'era la necessità, c'era veramente il bisogno di avere competenze per quello che riguardava la navigazione. E gli astronomi all'epoca, 1753, non erano come oggi, come li potete immaginare oggi, no? Persone che fanno scienza di base, quindi che non si occupano di problemi concreti nella società.
All'epoca gli astronomi erano persone fondamentali perché erano quelli che capivano come navigare da un lato e come misurare il tempo dall'altro lato, quindi erano persone centrali nella società e di conseguenza la Maria Teresa ebbe l'idea di chiedere ai padri gesuiti del Collegio di Trieste di istituire il nucleo di quello che poi è diventata appunto la Scuola di Astronomia e Navigazione. E da qui discendono molte istituzioni triestine importanti, l'Osservatorio Astronomico di Trieste è una di queste, ma anche l'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, ma anche l'ISIS nautico, Teresa di Savoia e Galvani, e il sistema bibliotecario di Trieste. Quindi la storia è veramente molto, molto, va indietro nel tempo. Dopo, nel 1919 il Regno d'Italia subentra all'Austria e in sostanza qui comincia la storia, diciamo, italiana dell'Osservatorio Astronomico di Trieste. E i direttori che si susseguono sono Luigi Carnera, Giuseppe Favaro. Il personale era piccolissimo, stiamo parlando di 3, 4, 5 persone che costituivano l'Osservatorio Astronomico di Trieste. Come diceva Francesca prima, era veramente una cosa minuta e quello che si faceva a Trieste è la cosiddetta astronomia di posizione, cioè si osservava il cielo, si facevano fotografie del cielo, si contavano le stelle, si vedeva dove erano poste queste stelle. Tutto qui era diciamo, un'istituzione che aveva perso lo splendore dell'inizio. All'inizio era stata una istituzione utile alla società, in quest'epoca qui questa cosa qui si era un po' persa. E questa cosa qui è andata avanti con la direzione di Leonida Martin dal 47 al 64. Qui la cosa importante è che Martin acquistò il comprensorio di Villa Basevi, Castello Basevi, lo vedete qui in fotografia, quell'oggetto un po' strano che uno si chiede ma cosa diavolo sia, uno che passeggia per Trieste si chiede cosa diavolo è questo oggetto così strano, cosa ci sarà dentro. Ecco, dentro ci siamo noi, c'è l'osservatorio astronomico, non siamo così strani come il castello che ci ospita. Nel 64, come è stato ricordato, arriva Margherita Hack a Trieste, arriva con il primo posto di professore per una donna in Italia e diciamo come professoressa di astronomia prende la direzione dell'osservatorio astronomico. E quando lo prende l'osservatorio astronomico era veramente di nuovo una cosa minuta, 3 persone ne facevano parte, 3 o 4 persone ne facevano parte. E lei arriva a Trieste con idee, devo dire, rivoluzionarie per l'epoca, completamente rivoluzionarie. Lascia perdere tutto quello che è l'astronomia e comincia a fare astrofisica. La distinzione fra queste due parole è importante. L'astronomia riguarda la catalogazione di quello che vedete nel cielo. L'astrofisica significa capire come funzionano le cose che voi osservate nel cielo. E introduce a Trieste per la prima volta quella cosa bizzarra che si chiama spettroscopia. Sapete cos'è la spettroscopia? Lo sapete? È la scomposizione della luce nei suoi colori. Ora qui vi racconto un aneddoto interessante, no? Perché io come vedete, come sentite, non sono triestino e non sono neanche friulano, vengo da Roma, ho un forte accento romano, no? A Roma è stata fatta però una cosa interessante che è la prima osservazione astrofisica della storia. È stata fatta da un gesuita, padre Secchi, in un osservatorio che stava proprio nel centro di Roma. E padre Secchi che cosa ha fatto? Ha puntato un telescopio verso stelle comuni, un telescopio munito di uno spettroscopio, quindi non osservava il disco delle stelle, ma osservava la scomposizione della luce nei suoi colori e osservò le famose righe di assorbimento in questi spettri. Le righe di assorbimento sono prodotte fondamentalmente dall'assorbimento della luce da parte di atomi di elementi come possono essere l'ossigeno, lo zolfo, il ferro, queste cose qui. E poi confrontò lo spettro che osservava nelle stelle con gli spettri che si osservavano in laboratorio.
Ovviamente tutto questo si faceva all'epoca ad occhio, non c'erano neanche le macchine fotografiche, qui stiamo parlando del 1850. Quindi osservazioni complicatissime. E che cosa scoprì padre Secchi? Scoprì, facendo queste osservazioni, che le stelle mostravano le stesse righe d'assorbimento che lui osservava nel laboratorio, e cioè che le stelle erano fatte della stessa materia di cui siamo fatti noi sulla Terra, cosa assolutamente non scontata per l'epoca, assolutamente rivoluzionaria. Ecco, Margherita porta a Trieste questa cultura, la spettroscopia e l'astrofisica. Io credo che i lasciti di Margherita più importanti, almeno per me, ce ne sono tantissimi, no? Li avete sentiti anche discutere da Francesca prima. Sono due e sono quelli che vedete segnati qui. Il primo è l'innovazione. Come vi ho detto, Margherita non si è mai accontentata di essere contenta di quello che si faceva prima. Ha sempre voluto portare qualche cosa in più e quindi è passata dall'astronomia di posizione alla spettroscopia e all'astrofisica. L'altra cosa fondamentale è che capì, credo per la prima in Italia o comunque giù di lì, l'importanza di una parola stramba, astrofisica multibanda. Per molto tempo l'astronomia e l'astrofisica sono state fatte solamente nella banda di luce ottica, quella che noi riusciamo a vedere con i nostri occhi, ma già dalla, diciamo, fine della Seconda Guerra Mondiale, dal 1945-46, si è affacciata un altro tipo di astrofisica, l'astrofisica che si fa con le onde radio, e questo prese piede in Gran Bretagna per lo più. Margherita la portò a Trieste e costruì la grande antenna da 10 metri che vedete a Basovizza. Quando ci venite a trovare a Basovizza la sera vi facciamo vedere anche l'antenna da 10 metri che Margherita costruì a Trieste. E di più, l'astrofisica si fa in luce ottica, si fa con le onde radio, si fa con la luce ultravioletta. La luce ultravioletta però non raggiunge la superficie della Terra, e meno male, perché sennò saremmo tutti quanti belli fritti da questo tipo di radiazione energetica. Si osserva dallo spazio, e quindi Margherita in qualche modo inventò l'astrofisica spaziale in Italia, e la inventò utilizzando quel satellite che vedete qui sopra, che si chiamava Copernicus. Questo era un osservatorio per raggi ultravioletti lanciato nel 1972, con il quale Margherita fece le prime osservazioni di spettroscopia ultravioletta dallo spazio. Quindi, come vedete, qui stiamo parlando anni 60, anni 70, tantissimo tempo fa. Portò delle innovazioni quasi incredibili per l'epoca. E qui vedete un altro satellite molto importante, IUE si chiama, International Ultraviolet Explorer, una missione fatta a metà dall'ESA e a metà dalla NASA. Ok? Gli italiani, e Margherita in particolare, furono talmente bravi e talmente forti a usare questo satellite che gli venne dato un nomignolo, IUE Italian Ultraviolet Explorer, perché gli italiani erano così bravi a prendere tempo su questo satellite, e questo fu fatto grazie a Margherita. La seconda punto fondamentale della storia di Margherita è la divulgazione, e questo è un concetto che secondo me molti di voi sono, come dire, molto più vicini che noi che siamo un po' più vecchiotti, no? E se voi guardate quello che si dice sulla rete, su Google, no? Non è importante solamente fare qualcosa di importante, è anche importante come lo si racconta, come lo si pone rispetto alla società. Questo Margherita l'ha intuito 40 anni prima di Google, e questo vi dice tutto della capacità incredibile che aveva questa donna. Non è importante fare scienza al massimo delle nostre capacità, è fondamentale come noi la raccontiamo, farci una storia, perché è solamente così che le persone ti vengono dietro. Questa è una foto che mi piace far vedere perché diciamo, mette assieme un sacco di cose. Questo signore nel mezzo è Abdul Salam, che è stato, diciamo, il creatore dell'ICTP, e questa è una cena in occasione del Nobel di Abdul Salam nel 1978. E in questa foto ci sono
si può fare il gioco, no? Che cosa vedete in questa foto? Vedete due cose bellissime. Primo, che c'è una sola donna e un sacco di uomini. Come diceva Francesca prima, la scienza è purtroppo, era all'epoca, ma purtroppo lo è ancora oggi, qualcosa in cui le donne hanno difficoltà ad emergere. Non perché siano meno brave, ma perché noi maschietti spesso e volentieri non le mettiamo nelle condizioni di poter emergere. La seconda cosa interessante è il numero di bottiglie di vino che vedete sul tavolo. Qui purtroppo la foto è tagliata, ma vi assicuro che il numero di bottiglie era molto grande. L'unica astemia del gruppo era Margherita, ovviamente. Che cos'è l'Osservatorio Astronomico di Trieste oggi? Questo ve lo racconteremo nell'incontro del 24 ottobre. Oggi è cresciuto tantissimo, è una cosa completamente differente da quello che era all'epoca di Martin o all'epoca di Margherita Hack. È una delle strutture territoriali dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica. Ci sono circa 75 staff fra, diciamo, ricercatori e personale amministrativo, una quindicina di postdoc. Noi abbiamo dei contatti fortissimi con l'università. Tutto il gruppo di astronomia del Dipartimento di Fisica viene ospitato nelle nostre sedi, quindi diciamo siamo veramente contigui con l'università e questo è uno dei vantaggi mostruosi di fare astrofisica a Trieste. Se volete fare astrofisica, fatela qui, siete nel posto giusto. Quindi una quindicina di postdoc, 15 dottorati di ricerca e una quindicina di studenti di laurea. E facciamo astrofisica in praticamente tutti i campi di questo settore, dall'astrofisica del sistema solare, all'astrofisica stellare, a quella extragalattica, all'astrofisica spaziale, alla cosmologia, quindi al calcolo, alle simulazioni, alla tecnologia, facciamo strumenti e facciamo informatica. Quindi diciamo abbiamo cercato di seguire l'esempio di Margherita anche in questo, fare innovazione, non fermarsi semplicemente a quello che c'è oggi, ma mirare a quello che ci sarà nel futuro. E questo diciamo è una delle cose che caratterizza l'Osservatorio di Trieste. Di nuovo, se avete domande, curiosità, anche per orientarvi per le vostre scelte future, mandatemi un messaggio e sarò felice di rispondervi. Oggi lavoriamo su un satellite che si chiama Euclid, è stato lanciato il 1° luglio e veramente farà una rivoluzione per quello che riguarda l'osservazione del cosmo, dalla cosmologia alle galassie. E per finire, questo è il nostro impegno in divulgazione a Basovizza. Questa è la specola Margherita Hack, che è aperta spesso e volentieri la sera per farvi osservare la meraviglia del cielo. E con questo concludo e vi do un arrivederci al 24 ottobre. Grazie. Grazie mille Fabrizio Fiore, appunto direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, che appunto ci ha raccontato a fondo le sue radici nella scuola di navigazione voluta dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria a metà del Settecento, però così come lo conosciamo oggi è frutto appunto della passione, della determinazione, della tenacia di Margherita Hack, che nell'arco di poco più di 20 anni è riuscita a fare appunto dell'Osservatorio Astronomico un centro di ricerca moderno, un centro proiettato verso il futuro, al centro di collaborazioni internazionali. E vorrei sottolineare questo: Fabrizio Fiore ci ha appena indicato il lancio recentissimo di questo satellite Euclid. Ecco, le collaborazioni internazionali sono fondamentali per l'avanzamento delle conoscenze e penso che questa sia una bella lezione che tutte e tutti noi possiamo apprendere dalla scienza, dalla ricerca scientifica, imparare a fare insieme le cose. Anche voi quando siete seduti ai banchi di scuola o quando poi il pomeriggio dovete lavorare a progetti, a ricerche, a tesine, chissà anche a questo progetto, seppure è possibile partecipare anche con lavori individuali. A proposito dell'attività di divulgazione su cui Margherita Hack si è spesa tantissimo, io sono una giornalista scientifica, ho avuto più volte l'occasione di intervistare Margherita Hack e ricordo per esempio che quando nel 2004 Margherita Hack ha debuttato in teatro con lo spettacolo Variazioni sul cielo, lei praticamente calcava il palcoscenico un po' di tutta Italia, portando sul palcoscenico la scienza, raccontava la sua attività di ricerca, parlava di stelle, parlava di materia
oscura, e allora diceva, perlomeno in quella intervista mi aveva detto questo: siamo figli delle stelle perché la materia di cui siamo fatti è stata prodotta all'interno di grosse stelle che alla fine della loro vita hanno generato reazioni nucleari scaraventando nello spazio gli elementi da cui si sono formate nuove stelle, nuovi pianeti e anche la vita. A proposito di quello spettacolo voglio ancora ricordarvi due aspetti. Margherita Hack sul palcoscenico parlava e paragonava lo sbarco sulla Luna alla scoperta dell'America, al viaggio di Cristoforo Colombo, insomma entrambi viaggi verso l'ignoto, simili tra loro, ma forse l'impresa di Cristoforo Colombo, diceva Margherita Hack, è stata ancora più ardua, perché davvero Cristoforo Colombo era solo nell'avventurarsi nei mari verso l'ignoto, appunto. In fondo gli astronauti, l'equipaggio della NASA erano seguiti da terra, appunto, dai computer della NASA. E c'è un altro aspetto che sottolineava in quell'occasione, ma che ha fatto più volte. Ecco, lei parlava di Eva come della prima contestatrice dell'autorità, la prima persona mossa dalla curiosità di conoscere, e Margherita Hack più volte, in più occasioni e in più contesti, ha sottolineato proprio come la curiosità è quella cosa che ci ha portato dall'età della pietra a oggi, e quindi la bellezza di studiare, di conoscere, di non fermarsi mai, di volgere il proprio sguardo sempre un po' oltre. E allora, se l'Osservatorio Astronomico di Trieste è quello che Margherita Hack ha diretto per circa 20 anni, per oltre 20 anni, l'osservatorio di Arcetri è quello dove Margherita Hack ha mosso i primi passi, perché è proprio all'osservatorio astrofisico di Arcetri che Margherita Hack ha studiato, ha lavorato per la sua tesi di laurea. E allora adesso, sperando che il collegamento funzioni, io do il benvenuto e la parola a Maria Sofia Randic, che è appunto la direttrice dell'osservatorio astrofisico di Arcetri dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Benvenuta. Quindi ci spostiamo sulle colline di Firenze. Anche lei tra l'altro si occupa di stelle, della loro formazione, della struttura delle stelle, e anche lei, se non sbaglio, è la prima direttrice dell'osservatorio di Arcetri. Grazie mille, grazie per essere qua, a lei la parola. Buongiorno a tutte e a tutte. Intanto mi sentite? Sì, sentiamo, grazie. Perfetto. Disattivo il video, l'ho lasciato un attimo aperto perché mi poteste vedere, ma lo disattivo perché ho qualche problema di connessione, quindi spero che non sia un problema. Dunque, allora, appunto, buongiorno a tutte e a tutti, e in particolare buongiorno alle studentesse e agli studenti dei licei, delle scuole fiorentine, delle scuole di Trieste e delle scuole all'estero. Sì, io sono la prima direttrice donna dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, dopo 8 uomini, come vi farò vedere. E ringrazio moltissimo la dottoressa Capozza e tutta l'organizzazione per aver invitato l'Osservatorio a partecipare a questa bellissima iniziativa, volta, come è già stato detto, a ricordare la grandissima figura di Margherita Hack e a far conoscere Margherita e soprattutto la sua importantissima eredità sia dal punto di vista scientifico che su tanti altri aspetti ai giovani delle scuole. Come il collega Fabrizio Fiore, che saluto, fra l'altro, ho preparato una piccola presentazione dell'osservatorio, della sua storia e delle attività. Provo a condividere e spero di riuscirci. Fatemi sapere se vedete le diapositive. Allora. Al momento no. Adesso le vedete? No. No, bene. Se lei nelle sue diapositive ha una fotografia di Margherita Hack, in questo momento le vediamo. No, non è allora la mia, perché ho...
Mi dispiace, non... Questi hanno lei. Dille che noi facciamo lei non solo il suo nome, perché Sì, mi dicono di dire, ma immagino appunto che lei, come diceva, ha disattivato il video, quindi al momento noi non Sì. vediamo neanche lei. Sì, sì, no, ma quello perché ho disattivato il video per problemi appunto di connessione. Le diapositive dovrei riuscire a condividerle, però a quanto pare non le vedete. Non so se volete andare avanti con altre, non vi vorrei far perdere tempo, però non... Se vuole, guardi, professoressa, può... Se no, le mando, le invio, ve le invio per mail, così le mostrate voi. Esatto, lei può Faccio su- accompagnarci attraverso le sue parole a conoscere Esatto, l'osservatorio di Arcetri, e poi, se è così gentile, possiamo condividere con i ragazzi e le ragazze le sue slide, in modo tale, insomma, che possano utilizzarle come strumento utile per il loro lavoro poi nell'ambito del progetto Viva Marga. Potrebbe essere questa Sì, altrimenti invio le diapositive per email, però forse ci vuole troppo tempo e le mostrate voi. Sì, no, appunto, sì, sì, sì. Guardi, no, le confermo quello che le stavo dicendo. La cosa migliore è che lei ci, insomma, ci accompagni con le sue parole, e poi le diapositive le vedremo in un altro momento, le forniremo comunque ai ragazzi e alle ragazze. Va bene. Peccato, perché chiaramente c'erano delle foto anche appunto di Margherita da giovane qua all'osservatorio sulla sua motocicletta, quindi vabbè, però capisco. Dunque, allora, appunto, io sono la direttrice dell'Osservatorio Astrofisico di Le Arcetri. chiediamo però allora, a questo punto, forse se può riattivare il video così la vediamo, o era per problemi di connessione? Sì, dicevo? era per Ok. problemi di connessione, perché ogni Va bene. Allora, nella prima diapositiva avevo appunto... Io ho tolto il video, ma sul mio monitor vedo le diapositive che chiaramente, evidentemente, non riesco a condividere. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Forse, scusate, la cosa migliore è che io cerco di capire cosa sta succedendo, non so se potete andare avanti con il programma e poi... Così. Allora sì, professoressa, perché, facciamo così. scusa, Nel va bene. frattempo inviarle comunque anche le Sì, diapositive? esatto, sì, le invio subito. Sì, sì, no, ma chi può inviarle le Ma diapositive? o al collega Fabrizio Fiore o alla dottoressa? Sì, ma perché lei vuole usarle eventualmente, se non Sì. parte il video, condividerle da qui Sì, attraverso... esatto, così le proiettate voi. Ecco, solo un secondo che... allora, intanto noi... Allora, le dico l'indirizzo a cui può inviare le diapositive, così facciamo un ulteriore tentativo. Ok. Aspetti. Sì, sono il tecnico. Trieste@serviziteatrali.com. Allora, le ripeto l'indirizzo mail a cui può mandare: trieste@serviziteatrali.com, così nel frattempo proviamo a vedere se riusciamo a, insomma, ripristinare in maniera corretta il collegamento per poter vedere anche le sue diapositive. Nel frattempo, allora, però, io direi possiamo andare avanti nel fornirvi ulteriori informazioni utili per voi in merito al progetto, informazioni utili per lo svolgimento del vostro lavoro, illustrandovi il sito del progetto Viva Marga, vivamarga.it, che, ripeto, è uno strumento, potrà essere uno strumento utile anche per il vostro lavoro. Ce lo illustra Marco Citossi, ricercatore appunto dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, che insomma ha curato la grafica. Prego, a te la parola. Sì, e sono accesi i microfoni. Mi sentite? Sì, 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 Okay, sono accesi. purtroppo la voce è abbastanza bassa in questo periodo. Allora, come vi dicevo, lavoro all'Osservatorio Astronomico di Trieste, che sarebbe INAF, Osservatorio Astronomico di Trieste. Adesso vediamo un attimo. No, ci vuole un po' di... Vediamo switch, facciamo così. Vediamo se...
Passiamo allo schermo. Duplicazione. Riavviamo, vediamo se si vede. Non si vede. Sì, allora, intanto che puoi anche proiettarmelo tu eventualmente, non è importante quello. Io vi dirò veramente poche cose. Come vi dicevo, rappresento INAF, Osservatorio Astronomico di Trieste, che è appunto l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e sulla mia maglietta c'è anche un'altra cosa che vediamo se qualcuno riesce a vedere a distanza. Riuscite a leggere? SMH, sì. Secondo voi cosa significa? Come? C'è stato prima uno spoiler da parte del direttore dell'osservatorio, quindi dovreste aver capito cosa potrebbe significare SMH. Sì. Dimmi. Cosa? Aspetta che arrivo io, tranquillo, arrivo col microfono. L'ho Vediamo. sentito usare come acronimo su messaggi inglesi. Significa shaking my head, tipo no. No, è molto, diciamo, è una risposta molto esotica, diciamo che l'apprezzo, però in realtà è molto più semplice. Cioè spesso le cose più semplici sono quelle che effettivamente sono in realtà. Guardate, oggi di cosa parliamo? Di Margherita Hack, quindi c'è una M, c'è una H, la S l'avete sentita prima. Aspetta il microfono, se no non ti sentiamo. La costruzione di Basovizza. Dici la non è la scapola, no. No, però ci siamo avvicinati. Allora, ve lo dico io, in realtà è specola, non scapola, specola Margherita Hack. La signora in chiamata sta trovando qualcosa. Specola Margherita Hack, quindi SMH. Abbiamo voluto cambiare il nome anche alla specola, cioè la struttura osservativa che io spero che veniate a visitare a Basovizza proprio in onore dei 100 anni della nascita della professoressa Margherita Hack l'anno scorso, dove troverete anche una mostra interattiva e troverete tante delle cose di cui vi ha parlato prima il direttore, quindi gli strumenti antichi, quindi a partire dal metà del Settecento e dell'Ottocento, un museo virtuale, non solo, ma anche fisico, con degli strumenti proprio d'epoca. Allora, però quello di cui vi voglio parlare principalmente è il sito web, che sarà il principale collegamento con voi per il concorso. Solo 2 parole velocissime sul logo, sui banner che vedete. Quando siete entrati avete visto che c'era magari proviamo a scendere, scendiamo ancora, prendiamo ad esempio il primo semplicemente, ecco, vabbè, anche questo, adesso si vede, non si vede in grande qui, ma possiamo aprire magari, ecco, vedete. È stato creato appositamente il logo in modo che rispecchiasse di più la figura di Margherita Hack. Quindi Margherita Hack era importante come scienziata astronoma astrofisica, quindi abbiamo voluto metterci una persona, una silhouette che ricordasse Margherita. Qui abbiamo avuto qualche centinaio di scambi con Laura, perché praticamente io una volta ho detto voglio rendere un po' Margherita un po' più giovane e gli ho fatto la coda tutta svolazzante, sì, la gonna tutta svolazzante, quindi, però sembrava troppo giovane in quel caso. Comunque questo dovrebbe richiamare una persona che guarda appunto il telescopio, e c'è anche un gatto, perché come vi è stato detto Margherita era una grandissima amante di tutti gli animali in generale, ma in particolar modo dei gatti. Infatti trovate anche un bellissimo libro che può essere letto dai ragazzi che si chiama 9 vite come un gatto, quindi vi consiglio di leggerlo perché è molto bello. Il sito è ancora naturalmente in fase di completamento perché ci sono tantissime cose che vorremmo metterci dentro, quindi si parte
Andiamo nella home, semplicemente, dove troviamo alcuni dettagli, andiamo giù, troviamo dei dettagli di approfondimento sulla vita, sul concorso. Scendendo ancora troviamo i principali eventi che verranno fatti, quindi il concorso, le premiazioni, gli incontri tematici. Scendiamo ancora, ci sono i dettagli per partecipare al concorso, che sarà la parte più interessante per voi, perché qui saranno appunto da compilare dei moduli. Ci sarà purtroppo anche un po' di burocrazia, perché c'è sempre quando ci sono questo tipo di concorsi, e dopo sotto vedete che praticamente c'è tutta la parte degli enti, dei partner. Sopra in alto abbiamo inserito anche edizione 2018-19, quindi se voleste andare a vedere come era strutturato il concorso precedentemente, potete anche trovare, diciamo, i premi che sono stati assegnati precedentemente, e anche se andate a approfondire trovate, insomma, come trovate proprio praticamente i lavori dei ragazzi che sono stati presentati in quell'occasione. Naturalmente c'è la sezione concorso, dove ci sono tutte le scuole che partecipano. Come avete sentito siete tantissimi, siete più di 700, quindi tra Italia, Firenze e anche estero. Avete tutto il regolamento, gli eventi, molto importante perché ci sono riassunti tutti gli eventi, ci sono anche tanti altri eventi che verranno organizzati. La parte dei libri, di cui vi ho accennato già qualcosa adesso, perché troverete libri di Margherita, ma anche su Margherita con Margherita, quindi è una sezione che si andrà a ampliare, perché nonostante Margherita non ci sia più, ci sono tantissime persone in questo momento che comunque scrivono su Margherita, quindi il suo ricordo rimane vivo. La memoria storica, diciamo sinceramente, si sta leggermente perdendo, perché lo vediamo nelle visite. I ragazzi molto molto più giovani, soprattutto se non sono di Trieste, iniziano ad avere difficoltà di ricordarsi oppure di capire chi fosse Margherita. Però questi eventi come questo sono fondamentali per poter mantenere sempre vivo il ricordo di una persona importante come è stata Margherita. Video, naturalmente, qui riempiremo. Adesso sentendo parlare altre persone mi è venuto in mente che sarebbe bello anche inserire il famoso video, quello di diciamo l'intervista doppia, molto bella. E Visite a Denti ovviamente è un invito, perché vedrete ci saranno una serie di attività che coinvolgono appunto le scuole per visitare i vari enti di ricerca di Trieste, tra cui spero che veniate anche a visitare la Specola Margherita Hack, dove vi faremo vedere, diciamo, direttamente un ambiente che è stato proprio creato da Margherita. Chiaramente è stato rinnovato, come vi dicevo, rinnovato lo scorso anno, ma è un ambiente che ha mantenuto praticamente la struttura originaria, quindi una struttura che è stata creata al fine degli anni 60-70 e che era molto importante nella visione di Margherita come struttura osservativa. Chiaramente dopo l'astrofisica si è evoluta con tecniche sempre più sofisticate e complesse, e adesso la stazione osservativa di Basovizza è diventata un centro di raccolta proprio divulgativa, quindi ospita ragazzi, scuole o persone che sono curiose, vogliono vedere e magari anche fare osservazioni dirette al telescopio. Naturalmente dopo potete scrivere, è stata creata anche una sezione mail e anche un forum di contatti che dopo verrà implementato, diciamo. E una cosa importante, l'Osservatorio Astronomico di Trieste, che appunto ha portato avanti il discorso della costruzione, del design, della grafica del sito, ne ospita anche fisicamente il sito. Cioè, adesso senza farvi discorsi tecnici, solitamente quando uno registra un sito, dopo paga una certa quota, un hosting online di varie società dove può ospitare i file che compongono il sito. Noi a Trieste abbiamo anche una struttura, centro di calcolo, dove ci sono tantissimi computer che fanno calcoli complicatissimi e hanno la possibilità anche di ospitare, di fare da hosting come web server. Quindi il sito non soltanto l'abbiamo realizzato dal punto di vista grafico, contenutistico, ma anche lo ospitiamo, quindi facciamo quello che si dice da hosting, che è anche una cosa importante, perché così appunto manteniamo questo contatto vivo con questo progetto. Per quanto riguarda altre cose, sinceramente non ne ho da dire. Se avete delle domande particolari, come sempre c'è la possibilità, come vi è stato detto prima,
di contattarci oppure anche di scrivere direttamente ai referenti del progetto. E niente, io spero che partecipiate molti e che partecipiate con dei progetti veramente entusiasmanti, che ci lascino, diciamo, completamente senza parole, e che sia anche diciamo, un preludio magari alla prossima diciamo, vita vostra futura in campo lavorativo, quindi che vi porti magari a scegliere in futuro di fare anche voi un lavoro che coinvolga la scienza o l'astrofisica. Verso Grazie. l'infinito e oltre, Grazie. insomma. Grazie Marco Citosti, vivamarga.it. Eventuali domande avete l'indirizzo mail info@vivamarga.it. E allora adesso proviamo a tornare dall'Osservatorio Astronomico di Trieste all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Vediamo se abbiamo in collegamento Maria Sofia Randici, direttrice appunto dell'Osservatorio di Arcetri. Sì, allora ci sono e vedo le diapositive, quindi vi ringrazio appunto per aver avuto pazienza e per permettermi di mostrare le diapositive. Dunque, allora iniziamo dalla prima. Qui vedete diciamo un'immagine di sintesi che mostra l'osservatorio, l'edificio principale, la nostra cupola storica e una serie di immagini che sono in qualche modo la sintesi di quelle che sono le attività nel nostro osservatorio e delle quali andrò brevemente a parlare. Come il collega Fabrizio Fiore, anche io ho messo il mio indirizzo email proprio per invitare le studentesse e gli studenti che avessero voglia di cimentarsi nella carriera astrofisica o perlomeno anche solo di capire che tipo di ricerca si fa all'osservatorio di Arcetri, di contattarmi. Fra l'altro mi fa piacere vedere che fra le scuole che hanno aderito a questa iniziativa c'è il liceo Castelnuovo, con il quale già stiamo lavorando da anni, e quindi molti, non so se gli studenti che sono oggi presenti sono venuti all'osservatorio e ci conoscono, però negli anni abbiamo avuto veramente un'attività molto intensa con questo liceo. Si può andare avanti alla prossima diapositiva. Allora, l'osservatorio, come già si diceva, fa parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è l'ente pubblico di riferimento italiano per lo studio dell'universo, e qui vedete la cartina dell'Italia che INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, usa per promuovere le proprie attività, e vedete le varie. L'Istituto Nazionale di Astrofisica ha 16 strutture di ricerca o osservatori ex istituti CNR distribuiti sul territorio italiano, e vedete qui l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri a Firenze. Al momento l'osservatorio stiamo crescendo, come l'Osservatorio Astronomico di Trieste. Negli ultimi anni siamo cresciuti molto in termini numerici. Al momento contiamo un centinaio di persone staff, diciamo assunte a tempo indeterminato, di cui 77 personale di ricerca, 33 ad oggi fra borsisti e assegnisti di ricerca, e una quindicina di studenti fra studenti di laurea magistrale e di dottorato. Anche noi, come l'Osservatorio Astronomico di Trieste, abbiamo una connessione strettissima con l'Università di Firenze, in particolare sia il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze, sia negli ultimi anni abbiamo anche instaurato collaborazioni e connessioni col Dipartimento di Ingegneria, proprio in qualche modo per lo sviluppo delle nostre attività tecnologiche, quindi non solo fisica e astrofisica, ma anche ingegneria. Qua a destra in alto vedete una foto diversa rispetto a quella che ho mostrato prima dell'osservatorio. Sotto vedete una foto dall'alto, ottenuta con un drone, di quella che è la collina di Arcetri. L'osservatorio di Arcetri si chiama di Arcetri perché siamo sulla collina di Arcetri, che è la collina della fisica a Firenze, e oltre a noi, ora mi dispiace non posso con il puntatore indicare, comunque vedete sull'alto della foto l'osservatorio con le sue cupole, la torre solare, che è una torre che è storica. Sulla collina di Arcetri insistono anche l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR, che è fra gli istituti
partecipanti a questa iniziativa, e qui collegata credo che sia la collega Elisabetta Baldanzi, che saluto, e in basso alla base della collina si trova anche la sede storica del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Chiaramente ci sono collaborazioni fra gli enti e, come dicevo, appunto questa è una collina storica della fisica. Altra peculiarità che a pochi passi da noi, in linea d'aria veramente a qualche centinaio di metri, si trova Villa Galileo, che è la dimora dove Galileo Galilei visse gli ultimi anni della sua vita fino alla morte, no? Quindi astrofisica, fisica moderne, ma anche storia. Allora, due parole sulla storia dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Abbiamo compiuto 150 anni e festeggiato il nostro compleanno 2 volte negli ultimi 4 anni. Perché? Perché l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri ha avuto 2 inaugurazioni quando Firenze era capitale d'Italia. La prima inaugurazione è avvenuta il 26 settembre 1869, quando il primo direttore dell'osservatorio, Giovan Battista Donati, decise, grazie anche a finanziamenti avuti in vario modo, grazie anche al fatto appunto che Firenze era capitale d'Italia, decise di spostare il telescopio Amici, che si trovava, diciamo, in città, alla Specola, quello che adesso è il Museo della Specola, sulla collina di Arcetri, per una serie di motivi, il primo dei quali era che già all'epoca c'era inquinamento luminoso e quindi si decise di portare questo telescopio dal centro della città sulla collina di Arcetri. Secondo motivo era che appunto sulla collina c'era Villa Galileo e che Donati all'epoca pensò che fosse importante fondare un osservatorio vicino ai luoghi dove Galileo visse e morì. E qui vi riporto una frase dal discorso inaugurale di Donati nel 1869, dove Donati disse: per tali ragioni, illustri colleghi, vi si invitò a salire su questa amena e bella collina dei Arcetri, ove il pensiero non può fare a meno di sollevarsi alla memoria di quel sommo Galileo che aprì le prime vie fra il cielo e la terra, e che è una delle memorie più gloriose non solo per Firenze e l'Italia, ma per l'umanità tutta quanta. E chiaramente anche oggi noi ancora sentiamo in maniera molto forte l'eredità di Galileo Galilei. E la seconda inaugurazione avvenne 3 anni più tardi, il 27 ottobre 1872, quando non solo il telescopio fu installato qui sulla collina, ma anche vide la luce l'edificio dell'osservatorio, che è quello che ancora appunto avete visto esiste. 150 anni di storia, non vi spaventate, non vi illustro nel dettaglio questa diapositiva perché richiederebbe molto tempo. Semplicemente volevo notare 3 cose. Abbiamo avuto, come vi dicevo prima, da Donati, il primo direttore, a me che sono la prima direttrice donna, una serie di direttori uomini. Ognuno di loro ha dato un'impronta molto forte all'osservatorio. L'osservatorio inizialmente era astronomico, si faceva astronomia di posizione. Il collega Fabrizio vi ha spiegato la differenza fra astronomia e astrofisica. Nel 1921 si è data un'impronta astrofisica e l'osservatorio è diventato osservatorio astrofisico. Ci siamo occupati inizialmente di fisica solare e radioastronomia, per passare con la direzione di Franco Pacini, un altro grande personaggio, diciamo insieme a Margherita Hack, che ha contribuito al forte sviluppo dell'astrofisica ad Arcetri, ma anche a livello nazionale e internazionale. Con Pacini, dicevo, si sono ampliate le ricerche a molti altri temi dell'astrofisica e delle tecnologie. Appunto 150 anni di sviluppo di storia e di tecnologia. Una studentessa molto famosa, come è già stato anticipato, Margherita Hack non solo è nata a Firenze, ma ha studiato a Firenze. Qui vedete 2 foto dai nostri archivi, dove vedete una Margherita Hack
molto giovane, contornata da uomini, qui come vi dicevo prima è sulla sua motocicletta e qui è insieme a una serie di colleghi, soprattutto uomini, c'è una sola donna, come potete vedere qua. Margherita ha, diciamo, qui vedete un'altra, la tesi di Margherita Hack, di nuovo dai nostri archivi, e Margherita ha studiato qua, si è laureata all'Osservatorio di Arcetri sotto la supervisione di Giorgio Abetti nel 1945, in condizioni molto difficili, come quando, diciamo, anni 44-45, quando, come sapete tutti, erano gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. Firenze fu liberata mentre Margherita svolgeva la tesi all'osservatorio, come l'ha definita lei stessa, una tesi sotto le schegge. Margherita negli anni 44 e 45, mentre Firenze appunto era sotto le schegge bombardata, veniva all'osservatorio a compiere osservazioni con un telescopio che si trovava sulla terrazza dell'osservatorio e come ho avuto occasione di dire in un'altra occasione in cui si ricordava Margherita Hack, già da quegli anni si vedeva la sua determinazione, perché appunto immaginatevi una ragazza, donna, appunto in quegli anni in cui l'astrofisica era soprattutto degli uomini, a svolgere osservazioni in un periodo appunto in cui Firenze era bombardata. Già lì emergeva la sua volontà, la sua passione e la sua determinazione che l'hanno portata a essere quello che poi è stata, questa grandissima figura. Ecco, Maria Sofia Randic, siccome insomma sta per squillare la campanella per il necessario riposo dei ragazzi e delle ragazze, le chiedo ecco, qual è la più grande eredità lasciata da Margherita Hack all'osservatorio che le dirige, in generale alla comunità di giovani ricercatori e di giovani ricercatrici? Proprio un commento su questo. Sì, dunque ha lasciato più eredità, diciamo, Margherita purtroppo, per fortuna diciamo, per l'Osservatorio Astronomico di Trieste, poi dopo ha sviluppato gran parte della sua carriera altrove, però ha lasciato da una parte dal punto di vista scientifico proprio diciamo tutta l'astrofisica stellare, l'astrofisica anche legata allo studio della nostra galassia, della Via Lattea, che ancora portiamo avanti, e diciamo la spettroscopia, no? Dal punto di vista sia tecnologico che dal punto di vista La seconda eredità a cui faceva riferimento? La seconda eredità chiaramente è quella che menzionava anche il collega Fabrizio Fiore, è questa passione per la non la chiamerei divulgazione, ma per la comunicazione della scienza ai non addetti ai lavori, no? Chiaramente la ricerca deve essere comunicata sia per stimolare i più giovani, ma anche per far capire qual è l'impatto della ricerca astrofisica in generale sulla società e sui giovani, ma anche sui meno giovani, e qui mostro proprio una sintesi di quelle che sono le nostre attività per il pubblico e per i giovani e per le scuole. Abbiamo un teatro del cielo, Grazie. abbiamo un telescopio, va bene. Scusatemi se sono andata lunga e per le... No, ci mancherebbe, anzi, grazie per averci fatto conoscere anche l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, che nel salutarla e nel ringraziarla, se non sbaglio, insomma, coloro che vinceranno il concorso Viva Marga avranno l'opportunità e l'onore di visitare sia l'Osservatorio sulle colline di Firenze che l'Osservatorio Astronomico di Trieste. Io con questo quindi ringrazio lei, Maria Sofia Randic, così come ringrazio Fabrizio Fiore e Marco Citossi per essere stati con noi, per avervi accompagnato a conoscere Margherita Hack oggi e l'attività di ricerca che in qualche modo nasce e prosegue sulla scia, sull'eredità di Margherita Hack. Pausa per voi, ci ritroviamo qui quindi a che ora? Alle 11:05? Allora, alle 11:10 ci ritroviamo qui per la seconda parte di cui sarete proprio voi i protagonisti e le protagoniste.
puntuali perché ci sono i collegamenti. Quindi alle 11:10 puntuali qui perché ci saranno i collegamenti con i vostri colleghi, con i ragazzi e le ragazze delle altre scuole. Se mangiate qualcosa, fate pausa qui nel corridoio a sinistra, giusto? Grazie, a dopo.
Ok, li sentiamo? Vediamo. Sì. Ok, ci sentono loro, noi? Boh. No, così. Aspetta, dobbiamo spegnere da una parte. Così non ce l'abbiamo più qua. Ok. Meglio questo però, né? Qua si vede meglio, né? Quindi questo lo spengo, ok? Sì, ma ci sento. Credo. Ci sentono tutti. Stummschalten, aspetta, stummschalten. Vai a sedere. Allora.
Ok, aspetta perché noi non sentiamo. Aspetta. Sempre usare Fox sempre anche chat, no? Sì, sì. Attivi di nuovo i microfoni, noi partiamo. Ok. Allora, ripartiamo, diamo inizio a questa seconda parte di questa prima mattinata dedicata a Margherita Hack. Viva Marga! Concorso a premi per le scuole appunto in ricordo di Margherita Hack. Abbiamo insomma ricordato alcune tappe fondamentali, più significative della sua vita. Abbiamo detto insomma che Margherita Hack nasce il 12 giugno del 1922 a Firenze, si laurea poi sempre a giugno nel 1945 all'Università di Firenze, lavorando appunto all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. A Trieste arriva nel 1964, lavora all'Osservatorio Astronomico, lo dirige fino al 1987. Margherita Hack va in pensione nel 1997 e lei più volte ha sottolineato, ha raccontato che da quel momento non ha più avuto un minuto libero, perché man mano che si alleggeriva del carico, dell'onere, dell'impegno legato all'attività scientifica, all'attività di ricerca e anche l'attività burocratica connessa appunto al ruolo della direzione, ecco, man mano aumentavano i suoi impegni civili, i suoi impegni politici e i suoi impegni divulgativi. Più volte nel corso già di questa mattinata abbiamo detto come quando parliamo di Margherita Hack non possiamo non parlare del suo impegno nella comunicazione della scienza, perché di fatto ha avuto la capacità e il merito di affascinare, di avvicinare persone di tutte le età appunto alla sua attività di ricerca, all'astronomia e all'astrofisica, usando tra l'altro mezzi diversi e facendolo con grande generosità. Ecco che ritorna questa caratteristica che contraddistingueva Margherita Hack. Ha usato libri, conferenze, teatro, televisione per parlare della sua attività di ricerca, per far capire quanto bello sia fare ricerca, dedicarsi alla scienza. Libri, conferenze, teatro, televisione, radio, motivo per cui appunto questo progetto lascia ampio spazio alla vostra creatività. E allora adesso conosciamo proprio voi che siete protagonisti del progetto Viva Marga, cerchiamo di capire appunto quello che pensate di fare. Ecco, allora io adesso chiamerò di volta in volta tutte le scuole, siete tantissimi, le scuole che hanno aderito al progetto. Vi ringrazio adesso tutte, così non dovrò ripetermi poi nel corso man mano che verrete qui sul palco o al microfono. Comunque io vi ricordo quelle che sono le regole del gioco, a cui vi chiedo di attenervi in maniera proprio pedissequa. Ogni scuola avrà a disposizione al massimo 5 minuti per presentare se stessa, quindi per presentare il tipo di scuola, di istituto, di liceo, per raccontare il perché della adesione a questo progetto e in qualche modo illustrarci quello che pensate di fare, dove ovviamente lo sottolineo, quello che pensate di fare, quello che poi racconterete al microfono in nessun modo sarà vincolante rispetto al progetto che effettivamente realizzerete, con il quale appunto concorrerete. Io partiamo con le scuole che sono in collegamento con noi da remoto, perché sono scuole che si trovano all'estero. Partirei con la professoressa Giulia Nosari da Graz. Salve. Benvenuta, benvenuto. Siamo qua io e Leonardo, io sono Giulia, lui è Leonardo, e Leonardo adesso vi presenterà in che modo noi ci occuperemo di questo progetto che troviamo fantastico e per cui siamo molto felici di poter partecipare. Grazie mille. Grazie a voi. Vai. Io mi chiamo Leonardo e frequento la terza classe del BGR Seebacher e sono nato in Austria. La mia famiglia è italiana
e a casa parliamo sempre italiano. Per questo partecipo al corso italiano per ragazzi italiani. In questo contesto stiamo elaborando il progetto Viva Marga. Abbiamo già iniziato in fisica e abbiamo scritto quello che si chiama una lettera di presentazione di ogni singolo pianeta. Successivamente inizieremo a leggere insieme il libro Notte di stelle, le costellazioni fra scienza e mito, le più belle storie scritte nel cielo, e ispirandoci a questa creeremo le nostre costellazioni come le ha viste Margherita nel corridoio del secondo piano, perché citando l'inizio del suo libro. Tutte le sere, quando si apre il sipario della notte, nel cielo nero si accendono le stelle e inizia lo spettacolo che da millenni mette in scena storie in cui si muovono eroi dotati di superpoteri, mostri e ibridi da fantascienza, fanciulle più divine che terrestri, tutti impegnati in un repertorio d'amori e d'avventure coi fini della realtà, ma un po' per l'abitudine e un po' perché il cielo lo guardiamo sempre meno lentamente. Ci siamo dimenticati non solo degli effetti speciali, ma persino degli attori, e per questo ci faremo rivivere i suoi nostri mondi. Esatto, quindi il nostro obiettivo è quello di combinare insieme le varie materie della nostra scuola, di combinare insieme educazione artistica, educazione tecnica, fisica e anche chiaramente il corso di italiano come prima lingua, che è per i bambini che hanno l'italiano come prima lingua, cioè sono figli di immigrati italiani qua in Austria, e con la collaborazione di tutti cerchiamo di riproporre Margherita nei nostri corridoi della scuola. E la scuola Siebacher? Sì, esatto. Allora, grazie mille professoressa Giulia Nosari, ma posso dire grazie soprattutto a Leonardo, se non sbaglio, giusto? Anche perché io chiederei a voi che siete qui in sala un applauso, perché insomma... Perché tu hai avuto il merito, anche l'onere, insomma la responsabilità di rompere il ghiaccio, l'hai fatto egregiamente, e grazie anche per quel fascio, cioè insomma ci inviti in qualche modo, e con il vostro progetto lo farete, insomma a riscoprire il fascino del cielo, quindi a lasciarsi sorprendere dall'osservare, insomma dallo stare con il naso all'insù. Certo, anche Margherita Hack a volte si lamentava del fatto che adesso l'inquinamento luminoso nelle nostre città rende più difficile poter ammirare la bellezza del nostro cielo. Che dire, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie ancora. E dall'Austria, da Graz, ci spostiamo in Slovenia, a Capodistria, con la professoressa Nika Erjavec. Io mi scuso se sbaglierò a volte a pronunciare i nomi. No, glielo porgo io. Allora, siamo con il ginnasio Gian Rinaldo Carli. Esatto, quindi ginnasio Gian Rinaldo Carli, scuola tecnicamente all'estero, però un estero molto vicino, siamo qua dietro l'angolo, e quindi ci abbiamo tenuto ad essere presenti oggi qua per questa inaugurazione del progetto Viva Marga. Con me c'è anche Michelle, che assieme ad altri 5 ragazzi oggi presenti, lì in prima fila, Gaia, Noam, Selina e Riana, più Rama che oggi non è presente, partecipano a questo progetto come rappresentanti della nostra scuola. Una scuola piccola, quindi siamo in pochi, però cercheremo di impegnarci. Pochi ma buoni. Pochi ma buoni, sì, volendo. Perché avete deciso di aderire? Beh, innanzitutto perché la figura di Margherita Hack è talmente poliedrica che offre numerosissimi spunti di lavoro, quindi di sviluppo, e soprattutto per me, che ho anche lavorato nell'ambito della ricerca scientifica, di divulgare proprio la ricerca, la scienza, le scoperte che vengono fatte a un pubblico più giovane.
Mi ricordi il tuo nome e che cosa farete, cosa pensate di fare? Sono Michelle e abbiamo fatto delle registrazioni per vedere il comportamento degli animali in ambienti diversi e anche con il meteo diverso, per esempio sotto le stelle oppure con un meteo nuvoloso, e abbiamo anche fatto delle registrazioni audio. Delle registrazioni? Audio. Allora, questo a me verrebbe da dire, tutto questo cosa ha a che fare con Margherita Hack? Beh, Margherita Hack, l'abbiamo detto, non solo amava i gatti ed era circondata dai gatti, vegetariana da sempre, ma si è spesa molto a livello, insomma, come cittadina, come attivista proprio per la salvaguardia, la tutela dei diritti degli animali. Abbiamo guardato come le stelle possono l'impatto delle stelle sugli animali e abbiamo anche guardato i suoni degli animali e come, per esempio, se il cielo è nuvoloso ed è privo di stelle, abbiamo notato delle differenze, oppure anche in presenza di luce artificiale cambiava molto. Come è stata accolta l'adesione da parte del resto, diciamo, della squadra? Beh, molto bene, perché quindi abbiamo cercato, io insegno biologia, quindi gli ho proposto di fare un progetto che unisce Margherita Hack come ricercatrice alla natura, che pure, come ha detto lei, è stato uno dei suoi impegni durante il corso della vita, quindi l'inquinamento visivo che esiste nelle città, collegarlo con le stelle. E i ragazzi si sono detti subito estremamente entusiasti, un po' meno entusiasti sono stati della proposta come, diciamo, presentare questo. Io gli ho proposto un balletto, ma dobbiamo negoziare ancora un pochino. Beh, quello su TikTok, perché tra l'altro abbiamo detto più volte quanto Margherita Hack sia stata attiva nel campo della comunicazione e della scienza. Secondo me, se Margherita Hack fosse una giovane ricercatrice oggi userebbe le storie di Instagram e userebbe anche TikTok per raccontare la scienza e il fascino di dedicarsi alla ricerca scientifica. Grazie, grazie mille, in bocca al lupo anche a voi. Approfitto di questo proprio solo per sottolineare anche il bello della multidisciplinarietà, dell'interdisciplinarietà. Sempre più, tra l'altro, la ricerca scientifica oggi va avanti attraverso progetti di ricerca che coniugano, che combinano discipline diverse, e il progetto che ci è stato appena illustrato dalla scuola di Capodistria, insomma, ne è una testimonianza. Proviamo adesso a connetterci invece con il professor Andrea Secomandi. Andiamo in questo caso in Bratislava, a Bratislava, in Slovacchia. Presentateci la vostra scuola e il progetto che avete intenzione di fare nell'ambito del progetto Viva Marga. Prego. Sì, buongiorno, sono il professor Verga, adesso sostituisco temporaneamente il professor Secomandi che è qui vicino a me e illustro brevemente la nostra scuola. È un liceo statale, sezione bilingue italo-slovacca all'interno della struttura del liceo statale di Bratislava, l'unica realtà di sezione bilingue nello Stato slovacco. A questo progetto parteciperanno, si sente la mia voce? Sì, si sente. Forse può avvicinarsi un po' di più al microfono o al computer, la sentiamo meglio. Penso che il microfono ecco, forse si sente meglio così? Sì, grazie. Perfetto. E a questo progetto parteciperanno due classi, la quarta E e la quarta F. Erano qui presenti entrambe le classi, adesso ne abbiamo una sola per questioni di didattica, e al progetto parteciperanno due gruppi. È in itinere l'argomento preciso, in quanto gli studenti sceglieranno sulla base dei loro interessi principali che siano coniugabili con la figura professionale scientifica di Margherita Hack. La nostra realtà esiste da 32 anni, è diciamo la punta di diamante per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana in Slovacchia. Adesso invito il nostro studente Oliver esatto, a dire due parole. Grazie Oliver, benvenuto, buongiorno.
Ciao a tutti, mi chiamo Oliver, sono lo studente della classe quarta E. Vi voglio ringraziarvi tutti, a nome anche dei miei compagni di scuola, per questa opportunità di conoscere Margherita Eck, che è sfortunatamente poco nota qui in scuola e in Slovacchia. Riteniamo interessante questo progetto perché abbraccia non solo il campo scientifico, ma anche quello umanistico. Siamo curiosi di scoprire la grandezza di questa scienziata che rappresenta una figura di spicco nel panorama scientifico italiano che ci dà l'opportunità di costruire un nuovo ponte tra le nostre culture. Grazie. Grazie a te Oliver, grazie ai compagni e alle compagne di classe della scuola con cui parteciperete, siete tantissimi, è bello vedervi, benvenuti. E, buon lavoro anche a voi. Naturalmente insomma non è necessario adesso in questo momento avere le idee ben chiare di quello che vorrete fare, anche perché gli incontri, i prossimi incontri serviranno anche per farvi conoscere meglio Margherita e potranno quindi essere fonte di ispirazione. Buon proseguimento di giornata a voi e adesso ci colleghiamo con la professoressa Romina Pajic Guido, quindi andiamo in Bosnia e Erzegovina. Vediamo se riusciamo ad effettuare il collegamento. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io sono Romina Pajic Guido del liceo di Bagnaluca. Chiedo scusa, oggi non mi sono sentita bene, mi trovo a casa e vi chiedo veramente scusa, però volevo a tutti i costi esserci per dire veramente mi scuso. La scuola di Bagnaluca è un liceo che insegna italiano già da diversi anni e sono qui oggi vi chiedo veramente scusa per non essere a scuola. Se non Noi ce l'avete detto, parteciperemo. per noi poteva essere in un'aula, quindi non si scusi, anzi la ringraziamo ancora di più. Io vi chiedo scusa perché sono a casa con la febbre e da stamattina che ho avuto la febbre sono stata a scuola, sono ritornata, però ci volevo essere. Veramente vi chiedo scusa. Noi dai prossimi incontri che faremo, che avete detto che sono io, è dalle 9 che vi sto ascoltando. E nei prossimi incontri che faremo saranno i miei alunni a parlare al posto mio. Io ho diversi ragazzi di diverse classi, quindi ancora il numero preciso perché ci sono altri ragazzi che si vogliono connettere a far parte di questo progetto e veramente siamo onorati di questo. Le tematiche che noi tratteremo saranno arte visiva e scrittura, che si concentrerà sulle immagini. Le immagini verranno raggruppate in più argomenti che saranno interconnessi e gli argomenti sono diritti umani e civili e astrofisica. La seconda tematica sarà diritti degli animali e astrofisica. La terza sarà lo sport e l'astrofisica. L'obiettivo è che all'interno di ciascun tema le immagini combinino immaginazione artistica, astrofisica, civica e sportiva. Le attività di Margherita Hack miravano a migliorare i diritti delle popolazioni vulnerabili e quindi innovative. Con questo i ragazzi hanno pensato di ampliare le conoscenze sulle possibilità offerte dal futuro. Inoltre, le immagini progetterebbero sulla connessione didattica di materie STEM e artistiche. Le immagini saranno accompagnate da brevi testi che racconterebbero una storia di cui Margherita Hack sarebbe l'eroina e gli Hack, cioè il nome proprio Hack sarebbe collegando il suo cognome e il significato positivo del verbo gergale to hack, nel senso di trovare soluzione più semplice e rapida, aggirando gli approcci tradizionali al problema dei stereotipi e visioni conservatrici sulla natura e sulla società, offrendo diverse possibilità per un futuro migliore. Le immagini con i testi saranno esposte nei corridoi della scuola e sul sito web della scuola.
E niente, io veramente quello che per oggi, quello che posso dire è questo, e noi ci vedremo prossimamente. E ancora una volta grazie per la vostra attenzione, e avremo modo, vi farò vedere anche in modo virtuale la scuola la prossima volta, al prossimo incontro. No, grazie a lei, professoressa Romina Paic Guido. Niente, la Che cosa ringrazio speriamo e che io questa sono... mattinata abbia un po' un effetto antipiretico, insomma, che le grazie, grazie che le di faccia cuore. il prima possibile, e grazie anche per questo sguardo. Voi, se capisco, Sì. lei sta coinvolgendo i suoi studenti e le sue studentesse a guardare oltre, a guardare verso il futuro, a progettarlo insieme, partendo da quella che è stata l'esperienza e l'impegno scientifico Guardi, e non noi abbiamo fatto anche diversi progetti in passato con il liceo Petrarca e niente, e ci terrei veramente a riallacciare i ponti da italiana all'estero. Per me la vedo come una missione, cioè continuare nella divulgazione della lingua e della cultura italiana, ed è anche un onore partecipare a questo progetto E allora il progetto Viva della Marga scienziata è una possibilità per continuare a raccontare ai suoi studenti e alle sue studentesse, insomma, un pezzettino Ci sentiamo, d'Italia. ecco, io rimango in ascolto e auguro a tutti una buona giornata e alla prossima. Grazie, e adesso ci spostiamo a Sarajevo con la professoressa Amela Becia. Vediamo se riusciamo, professoressa, ci illustri la scuola e il progetto, se abbiamo anche la testimonianza di uno studente o di una studentessa. Buongiorno da Sarajevo e dal liceo Prva Gimnazija. Io mi chiamo Amela Becia, sono professoressa di italiano e di francese qui a Sarajevo, proprio al primo liceo. È il più antico liceo di Bosnia e Erzegovina, fu fondato nel 1879. La scuola si trova proprio nel cuore della città, nel bellissimo quartiere austro-ungarico del XIX secolo. Nel 2011 il palazzo del liceo venne dichiarato anche il monumento nazionale della Bosnia e Erzegovina. Tanti studenti hanno frequentato questa scuola, anche il vincitore del premio Nobel per la letteratura Ivo Andrić, i cui romanzi sono stati tradotti anche in italiano, ma anche il primo presidente della Bosnia e Erzegovina indipendente Ali Izetbegović, la nostra famosa regista Jasmila Žbanić, musicista Goran Bregović e tanti altri scienziati, pittori, registi, medici hanno frequentato questa scuola. Oggi il liceo conta 573 studenti. Nel liceo abbiamo diversi indirizzi: linguistico, scienze naturali, scienze umane, matematica ed informatica e anche la tecnologia dell'informazione. Nel liceo si studiano l'inglese, il tedesco, il francese, l'italiano come la terza lingua straniera all'indirizzo linguistico, ma anche il turco e il latino. Abbiamo diversi anche programmi di scambio con le scuole all'estero, anche con una scuola italiana, con il liceo Melchiorre Gioia di Piacenza, e a scuola facciamo anche tantissimi progetti a livello internazionale. Ad esempio è attuale il progetto Schools Beyond Regions and Borders, e anche questo per noi molto importante, il progetto Viva Marga. Io vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invito a partecipare a questo progetto Viva Marga. I miei studenti sono molto motivati ed entusiasti e non vedono l'ora di cominciare a lavorare. Adesso vi saluta anche una studentessa del gruppo di 12 ragazzi che nei prossimi mesi hanno molto da fare. Grazie, benvenuta. Come ti chiami? Che cosa pensate di fare per ricordare Margherita Hack? Buongiorno, io sono Yasmin Estella Grado e faccio la quarta liceo.
Le mie compagne di scuola ed io, insieme alle professoresse, abbiamo deciso di partecipare a 2 categorie. Abbiamo pensato di creare un disegno su una parete della classe di fisica, così tutti gli studenti del primo liceo conosceranno la scienziata Margherita Hack. Faremo anche un video, un breve film sulla sua vita professionale e privata. Grazie. Grazie, grazie mille, buon lavoro, anche buon divertimento. Grazie. E io ringrazio ancora la professoressa Amela Beccio per aver con passione, devo dire, ricordato il modo in cui la vostra scuola, la sua scuola è stata e continua ad essere. Vi auguro una fucina di cultura nelle sue diverse forme. Allora, grazie ancora, buon lavoro. Buona giornata. Da Sarajevo ci spostiamo a Belgrado, dovrebbe essere in collegamento con noi la professoressa Bojana Babic. Buongiorno professoressa, ci racconti della sua scuola e in che modo pensate di partecipare al progetto Viva Marga. Allora, nel frattempo che cerchiamo di ripristinare il collegamento, io chiamo, vediamo se c'è, la professoressa Jasmina Kovacevic. Sì, buongiorno, ci sono. Prego, allora ci illustri la sua scuola e come pensate di partecipare. Allora, io mi presento, prima di tutto mi chiamo Jasmina Kovacevic, sono docente della lingua italiana al liceo linguistico e classico di Sremski Karlovci. Quindi il nostro liceo, come avevo detto, è linguistico prima di tutto. Noi abbiamo ben 9 lingue che si studiano nel nostro liceo, però comunque come la seconda lingua non siamo un liceo bilinguistico. Abbiamo anche un gruppo classico dove si studia ovviamente il latino e il greco antico. Il nostro liceo, ecco, devo dire qualcosa sul nostro liceo. Il nostro liceo ha un'importanza molto grande per la cultura e il popolo serbo perché è il primo liceo e la prima scuola, prima istituzione scolastica del popolo serbo. È stato fondato nel 1791, all'epoca quando il posto in cui ci troviamo non apparteneva allo Stato serbo, bensì all'impero austro-ungarico. Quindi noi come un liceo linguistico siamo orientati piuttosto alle scienze umanistiche e il nostro programma prevede lo studio delle scienze e delle materie umanistiche, quindi siamo molto lieti di conoscere anche questo aspetto del personaggio di Margherita Hack e pensiamo piuttosto di dare un accento sulla sua vita e l'aspetto della sua opera, l'aspetto umanistico. Abbiamo realizzato vari progetti internazionali, siamo molto diciamo attivi su questo campo, abbiamo vari programmi di scambio con il liceo Bertrand Russell di Roma, poi abbiamo partecipato anche a vari progetti Erasmus e Intercultura e stiamo partecipando ancora, comunque stiamo progettando vari altri progetti nel futuro. Siamo lieti di partecipare a questo concorso e come avevo detto pensiamo di fare un progetto, un lavoro che riguarderà Margherita Hack come una persona orientata verso l'umanità. Adesso si presenterà una mia alunna, studentessa, cioè Nevena, e io passo parola a lei. Grazie, benvenuta, buongiorno. Cosa pensate di fare? Proprio 2 parole sul progetto che dedicherete a Margherita Hack.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Nevena, sono studentessa del liceo di Santi Carlotti, sono al terzo anno e studio l'italiano da 2 anni. Le mie compagne di classe D vogliamo partecipare. Solo un secondo, invito a chi non sta intervenendo in questo momento di chiudere il microfono, altrimenti la vostra voce si sovrappone alla voce della studentessa che sta illustrando il progetto appunto dalla Serbia, dal liceo linguistico. Eccoti, buongiorno. Buongiorno a tutti, mi chiamo Nevena, sono studentessa del liceo di Santi Carlotti, sono al terzo anno e studio l'italiano da 2 anni. Le mie compagne di classe ed io vogliamo partecipare in questo progetto e imparare di più sulla vita e opera della scienziata Margherita Hack. Per quanto abbiamo capito finora, Margherita Hack vogliamo fare un progetto che riguarda l'aspetto umanistico della sua personalità. Grazie mille, buon lavoro, in bocca al lupo. Adesso proviamo a vedere se riusciamo a ripristinare il collegamento con Belgrado, con la professoressa Bojana Babic. Vediamo. Non sentono, quindi. Se ci sentite, vediamo. Trieste chiama Belgrado. Allora, ci spostiamo nel frattempo in Albania. Dovrebbe essere con noi il professor Pierpaolo Maggioli. Buongiorno. Fatemi Si sente sapere. qualcosa? Ti sentiamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, noi siamo del liceo Themistokli Ermeni di Korica. Korica è una città in Albania vicino al confine con la Grecia e con la Macedonia del Nord. E tutti pensano all'Albania, al mare, le vacanze. Ecco, noi in realtà siamo a circa 3 ore e mezzo di macchina dal mare, siamo molto lontani. E è un paese, una città, una piccola città sulla montagna, molto bella da vedere. E, vabbè, il liceo è un liceo albanese, completamente albanese. Tutti gli studenti sono madrelingua albanese, però all'interno del liceo c'è una sezione che dipende dall'ambasciata italiana a Tirana e quindi siamo 2 insegnanti madrelingua che insieme ai nostri colleghi albanesi insegniamo alcune materie in italiano. Quindi nella sezione, che sono 3 classi nel liceo, cioè gli studenti del liceo sono studenti che hanno dai 15-16 anni fino ai 18 anni, e quindi noi insegniamo insieme in compresenza con gli insegnanti albanesi e niente, così. Noi dipendiamo dall'ambasciata d'Italia a Tirana, abbiamo una dirigente scolastica a Tirana che sovrintende tutte le scuole dell'Albania e le scuole italiane in Albania. E qui abbiamo chiaramente la dirigente della scuola albanese che purtroppo è dovuta scappare, comunque porge i suoi saluti. Ecco, saluto tutti e passo la parola a uno studente che è nel progetto, no? che interverrà nel progetto. Intanto ne approfittiamo per salutarvi tutti e tutte perché vi vediamo qui in monitor. Intanto benvenuto, raccontaci quello che pensate di fare. Innanzitutto vorrei salutare tutti. Sono Patrick della sezione italo-albanese di Korça e vorrei presentare il lavoro che abbiamo fatto e che faremo nel proseguimento dell'anno. Faremo 20 lezioni presso la nostra scuola con i nostri insegnanti. Le lezioni saranno articolate su 2 binari. Da un lato tratteremo i temi scientifici riguardanti all'astrofisica. Ora stiamo studiando la fisica delle particelle secondo il modello standard. Per noi l'approfondimento dei temi astrofisici è un modo per rendere omaggio a Margherita Hack. Dall'altro canto noi leggeremo alcuni brani in cui viene descritto l'impegno civile della grande scienziata in grandi battaglie per il miglioramento del mondo in cui viviamo. Secondo noi possiamo trarre molto spunto dalle battaglie, per esempio come l'emancipazione delle donne, l'ecologia e il profondo rispetto per ogni forma di vita.
E infine, noi ci auguriamo che questo progetto possa anche essere un modo per aiutarci a connetterci con studenti stranieri, utilizzando come lingua veicolare l'italiano. Grazie a tutti per l'attenzione. Volevo dire, ecco, se c'è un attimo di tempo potremmo magari collegarci con Tirana per un breve saluto della nostra dirigente, se è possibile. È possibile questo? Prego, sì. È possibile collegarci con la dirigente, se è in linea, dirigente? Stiamo provando quindi il collegamento con l'ambasciata italiana? Sì, esattamente, con l'ufficio scuola dell'ambasciata. Buongiorno, benvenuta, la salutiamo da Trieste. Non la Ha sentiamo. dei problemi, forse. Abbiamo qualche problema con l'audio, noi non la sentiamo, verificate che sia attivo il microfono e lo stesso invito lo faccio anche alla scuola di Belgrado, non riuscivamo a sentirvi, quindi verificate che sia attivato il microfono nel momento in cui proveremo il collegamento. Intanto nel frattempo che vediamo di insomma, verificare che tutto funzioni, proprio rispetto al progetto di cui ci ha parlato Patrick, se non sbaglio il nome dello studente, insomma Margherita Hack sì, è stata insomma spirito laico, anticonformista, lo dicevamo già prima, vegetariana da sempre, antifascista, tra l'altro si è impegnata proprio nel contrastare la diffusione delle pseudoscienze. A lei, in collaborazione con altri, insomma lei è stata tra i fondatori, insieme a Piero Angela, a Rita Levi Montalcini, a Tullio Regge e a Silvio Garattini, è stata tra i fondatori del CICAP, che forse conoscete, di cui avete sentito parlare, il Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze. Vediamo intanto adesso se funziona il collegamento. Noi non sentiamo. Proviamo un secondo ad andare a Belgrado, poi torniamo a Coriza. C'è la professoressa Bojana Babic? Professoressa, buongiorno, la vediamo, non la sentiamo. Attivi il microfono. Noi non la sentiamo, niente, non c'è l'audio. Allora, se siete d'accordo, ditemi nel frattempo, rimanete con noi, proviamo a vedere se riuscite a, insomma, a ottimizzare il collegamento, perché non sentiamo l'audio, in questo momento vi vediamo. Io torno a Coriza per vedere se dall'ambasciata italiana riusciamo a sentirvi. Buongiorno. Stessa cosa, vi vediamo ma non vi sentiamo. Allora, se siete d'accordo, continuiamo questa carrellata di collegamenti con le scuole appunto che partecipano al concorso Viva Marga ma non da Trieste. Ci spostiamo adesso a Firenze. Abbiamo detto 2 sono state in fondo le città del cuore di Margherita Hack, perché a Trieste ha trascorso la maggior parte della sua vita dirigendo l'Osservatorio Astronomico di Trieste, ma insomma è a Firenze che è nata ed è lì che ha mosso i primi passi nel campo anche della ricerca scientifica. Allora proviamo a collegarci con la professoressa Monica Landi dell'Istituto Statale Baccio da Montelupo. Buongiorno. Buongiorno, ci sentite? Vi sentiamo e vi vediamo. Buongiorno, molto piacere e grazie per averci dato questa opportunità. Noi siamo la classe seconda dell'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo e partecipiamo a questo concorso con un progetto multimediale con la produzione di TikTok, podcast e QR code, e abbiamo intitolato il nostro progetto Margherita in la condizione dell'universo femminile in Italia. E infatti il nostro obiettivo è proprio quello di dar voce all'impegno che Margherita ha avuto non solamente come donna di scienza,
ma anche come donna impegnata nei diritti di libertà e di uguaglianza. E dalle varie letture ci ha molto colpito il suo impegno attivo, scusate la ripetizione del termine, per le pari opportunità delle donne nella scienza. Quindi abbiamo costruito un mini dialogo, un mini raccontino per rappresentarvi, per introdurvi il progetto, e io e Eleonora, che è la mia studentessa, ve ne leggiamo una parte. Prego. Grazie. Allora, grazie alla sua insaziabile curiosità, Margherita decide di esplorare nuovi orizzonti per le sue battaglie sociali. In particolare una non le è chiara: la condizione dell'universo femminile in Italia. Nella nostra galassia ci sono 400 miliardi di stelle e nell'universo ci sono più di 100 miliardi di galassie. Pensare di essere unici è molto improbabile, pensa Margherita. Decide quindi di esplorare punti di vista alieni e prospettive innocenti. E è qui che intervengono due dialoghi, uno tra Margherita e gli alieni e l'altro tra Margherita Hack e il Piccolo Principe, che abbiamo voluto omaggiare gli 80 anni dalla pubblicazione di quest'opera letteraria. La prima parte è intitolata Guarda che roba. Si tratta di un dialogo tra Margherita e l'alieno. Margherita chiede all'alieno in visita sul pianeta Terra cosa ne pensi, cosa le colpisca e cosa vi trovi di preoccupante. La condizione femminile è critica, il fenomeno è sommerso e anche nel vostro mondo delle scienze non vi sono pari opportunità per le donne, risponde l'alieno. La seconda parte è intitolata La stranezza dei grandi. Margherita si confronta con il Piccolo Principe proveniente da un lontano asteroide sulle stranezze dei grandi e riflette su come potrebbero modificare la condizione della donna in Italia. Semplice, basterebbe essere più rispettosi, corretti e riconoscere il reale valore delle donne nella scienza, risponde il Piccolo Principe. A seguito di questi preziosi confronti, Margherita si mette all'opera e rilascia 2 podcast, 2 TikTok, un QR code. Chiama poi in collegamento spaziale un gruppo fiorentino per raccontare tutta la cara amica Maura Tombelli, l'astronoma dei record sugli asteroidi, e si spaventano per aver capito che il vero alieno non è su un altro pianeta, ma è tra di noi. Quindi questo è un cenno del nostro lavoro e vorrei anche precisare che avremo la collaborazione appunto di Maura Tombelli, che è la presidente del gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino, e la collaborazione del Club UNESCO Vinci, che ci sosterranno appunto in questa produzione del progetto. Professoressa, buon lavoro. Devo dire che più scuole, in più avete manifestato questa attenzione nei confronti del lavoro di ricercatrice, di scienziata di Margherita, che il suo impegno per portare avanti la causa delle pari opportunità nel mondo della scienza. Devo dire che insomma, tra l'altro il vostro lavoro insomma mi fa pensare al fatto che se effettivamente un alieno arrivasse qui sul nostro pianeta, a volte penserebbe davvero che le donne non ci sono, che non siano capaci di fare certe cose, visto che ancora numericamente le donne ancora non sono così presenti, ce lo diceva Francesca Matteucci prima, soprattutto ai vertici delle strutture, delle istituzioni scientifiche, eccetera. Quindi è molto importante questo percorso di riflessione, un percorso di riflessione che farete appunto insieme con i ragazzi e le ragazze che poi potranno essere appunto gli scienziati e le scienziate di domani. Susanna Pecchioli, professoressa dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, buongiorno, benvenuta. Mi sentite? Sì, la sentiamo, invitiamo le altre scuole in collegamento da remoto. Mi sentite? Attivare il microfono. Sì, professoressa, buongiorno. Buongiorno, siamo l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo. Borgo San Lorenzo è un paese a nord di Firenze, ma molto vicino, nel territorio del Mugello, e siamo una scuola molto grande, però nello specifico abbiamo adito a questo progetto con le classi terze, siamo 6 classi terze della scuola secondaria di primo grado, e quindi siamo tanti, siamo più di 130 ragazzi e abbiamo in campo tutto quello che ci verrà in mente.
E in terza di solito ci piace proprio parlare di astronomia e sono temi che incuriosiscono ancora, che tengono viva l'attenzione, ma anche il rapporto tra le donne e la scienza, quindi Margherita direi che farò il caso. Non è però una nuova conoscenza della nostra scuola, infatti abbiamo un'organizzazione interna che si chiama Consiglio dei Ragazzi, che è fatto proprio tramite elezione di rappresentanti di studenti, e il Consiglio Comunale dei Ragazzi qualche anno fa colse proprio l'occasione, si fece portavoce all'amministrazione comunale di Cosenza per intitolare, proprio a proporre di intitolare una strada, una piazza a Margherita. E siamo molto soddisfatti perché dopo tutti i passaggi burocratici necessari, effettivamente qui la piazza proprio davanti alla nostra scuola da allora si chiama proprio Piazza Margherita. Professoressa, siccome non la sentiamo benissimo, vi invito ad avvicinarvi al microfono e allora se ci raccontate molto brevemente che cosa pensate di fare nell'ambito del progetto Viva Marga. Vedo che c'è uno studente al suo fianco. Sì, esatto, c'è l'Apo, passo la parola a lui. Grazie. Io non sento. Vai, Noi studenti siamo molto curiosi di conoscere la scienziata. Pensiamo di farlo attraverso la partecipazione ai vostri incontri, la lettura ad alta voce di alcuni suoi libri e la visione di interviste o documentari. Ci piacerebbe anche riuscire a organizzare un'uscita all'osservatorio astronomico di Arcetri. Questo stimolerebbe la nostra creatività e fantasia per arricchire i nostri elaborati per il concorso. Grazie. Allora, buon lavoro e insomma ci ritroveremo assieme in occasione delle prossime tappe del progetto Viva Marga. Chiamo il professor Simone Gemmi dell'Istituto Pirandello. Professore, buongiorno, c'è? Proviamo allora a collegarci con la professoressa Erika Cusano dal Liceo Scientifico Guido Castelnuovo. Professoressa Cusano? Vedete? La sentiamo. Perfetto, spero mi vediate anche. Sono la professoressa Cusano dal Liceo Castelnuovo di Firenze. Vi presento una mia alunna che vi presenterà la scuola e io poi vi spiegherò cosa invece abbiamo pensato di fare come per il concorso. Grazie, a voi la parola molto brevemente perché vi ricordo Sì, siamo i 5 minuti, prego. Io sono Irene Gragnoli di Quinta BS e sono appunto della sezione delle scienze applicate del Liceo Castelnuovo. Sta parlando, non si sente, dovrete stare zitti. Noi sentiamo. Okay. E appunto essendo della sezione di scienze applicate noi non facciamo latino, al suo posto facciamo informatica 2 ore la settimana e 5 ore di scienze invece delle 3 dell'ordinario. Facciamo anche un'ora in più di filosofia e nel biennio facevamo anche un'ora in più di fisica. Il liceo Castelnuovo appunto è un liceo di Firenze che si trova nel centro, ha una sede e una succursale. Nella succursale dove sono anche io, avendo il laboratorio di informatica ci sono le scienze applicate e laboratorio di chimica. Il laboratorio di chimica, ovviamente abbiamo il laboratorio attestato di chimica, di biologia, sempre un po' in succursale, e quello di informatica. E allora, perché Viva Marga e cosa farete nell'ambito del progetto? 2 parole. Sì, allora, abbiamo scelto Viva Marga e abbiamo scelto una quinta perché utilizzeremo il tema della differenza di genere e della parità di genere, quindi realizzeremo 2 murales, uno in sede e uno in succursale negli spazi esterni, e quindi presenteremo come prodotto finale del progetto un video che raccoglierà tutte le fasi di realizzazione di questi 2 murales e quindi le 2, diciamo, installazioni finali. Grazie, allora buon lavoro. Buona giornata. E proviamo a vedere se c'è in collegamento il professor
Simone Gemmi dall'Istituto Pirandello di Firenze. Salve, io sono al posto del professor Simone Gemmi, sono Uzzo, una docente di sostegno. Noi siamo appunto la scuola Pirandello di Firenze del quartiere 4, è un istituto comprensivo molto grosso con 3 scuole primarie, una scuola dell'infanzia e una scuola di primo grado. Quindi i ragazzi della scuola di primo grado parteciperanno a questo concorso con le terze. Lascio la parola al nostro alunno. Ciao, buongiorno, benvenuto, ciao da Trieste, raccontaci. Io mi chiamo Francesco. Ogni classe del nostro istituto presenterà un progetto autonomo e del tutto individuale sulla storia e la vita della celebre scienziata Margherita Hack. Sono 4. Sono 4 classi terze e 2 presenteranno un progetto più sul tecnologico e le altre 2 più sull'artistico. Grazie Francesco. Allora, buon lavoro a te, buon lavoro ai tuoi compagni e alle tue compagne di classe, in generale della scuola, in bocca al lupo e divertitevi andando alla scoperta di Margherita Hack. Grazie professore. Grazie, arrivederci. E chiudiamo il collegamento con le scuole di Firenze che partecipano al progetto Viva Marga, provando a collegarci con la professoressa Mirella Sarti. Professoressa, buongiorno, dall'Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Aurelio Saffi. Buongiorno professoressa, c'è? Fatemi un cenno dalla regia se c'è in collegamento. Alberghiero Saffi, buongiorno professoressa. Allora, noi in questo momento non la vediamo e non la sentiamo, però siccome abbiamo ancora altre scuole da conoscere, sono le 8 scuole che proprio da Trieste hanno deciso di partecipare a questo progetto, quindi io direi procediamo col conoscere voi che siete appunto qui in sala e poi ad un certo punto proveremo a ripristinare il collegamento con l'Istituto Saffi, ricordatemelo se io me lo dovessi dimenticare. E allora faccio un ultimo tentativo, professoressa? Allora, vorrei ancora una volta citare una frase di Margherita Hack. Lei più volte sottolineava come senza i giovani desiderosi di diventare scienziati non c'è futuro per la scienza. Allora, insomma, anche questo è un invito a dedicarvi non solo con entusiasmo a questo progetto che vi consentirà di conoscere e di ricordare, di far conoscere agli altri Margherita Hack, ma chissà anche un invito a pensare che la scienza possa essere poi il vostro futuro. Io chiamo qui adesso la professoressa Laura Vatta dell'Istituto Statale dell'Altipiano. Buongiorno, benvenuta. E allora spostiamoci. E insomma, 2 parole sull'istituto e che cosa pensate di fare per il progetto? Allora, noi siamo la scuola media dei Tomasini, che fa parte dell'Istituto Comprensivo Altipiano, che come dice il nome si trova sull'Altipiano Carsico di Trieste, quindi in periferia. È un istituto molto esteso perché ha 13 plessi che vanno da Basovizza a Prosecco, per cui a 15 km di distanza uno dall'altro. Oggi siamo qui con la terza D della sede di Prosecco. Sono lì dietro 16 ragazzi che dovrebbero fare un lavoro tutti insieme perché preferiscono lavorare come gruppo classe. E qui c'è Giovanni che ci presenterà brevemente quella che è l'idea, la bozza almeno di idea per questo progetto. Le passo davanti, mi metto in mezzo. Allora Giovanni, dici tutto, che cosa avete in mente di fare? Allora, il progetto sarà un videodocumentario che riguarda la vita di Margherita Hack sia dall'aspetto personale che da quello lavorativo. E pianifichiamo di intervistare conoscenti di Margherita Hack che la prof Vatta ha trovato, ma anche compagni di classe sono riusciti a trovare. Il video potrebbe anche essere usato o immaginato come una guida per eventuali viaggi di istruzione di altre classi a Trieste
e si pensava anche di abbinare adesso un'audioguida per vedere la città. Il video sarebbe destinato ai giovani ed è, come ha detto la professoressa, ancora da definire. Insomma, è bellissimo perché attraverso questo progetto mi sembra di capire voi in qualche modo potreste essere ambasciatori per far conoscere Margherita Hack, i luoghi in cui lei ha lavorato e vissuto e quindi in qualche modo far conoscere questo volto di Trieste, città della scienza. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille. Grazie professoressa. Abbiamo sul palco la professoressa Alessia Gaiardo dall'Istituto San Giovanni. Lì ci sono gli scalini per agevolarvi. Qualcosa mi dice che si appassiona, insomma, che la scienza, l'astrofisica, lo spazio ti appassiona? Cosa? Sì. Allora, professoressa, l'Istituto San Giovanni, mi metto in mezzo così poi agevolmente vi passo il microfono. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Alessia Gaiardo, insegno matematica e scienze all'Istituto Comprensivo San Giovanni e in particolare sono qui con 2 terze, terza B, terza D della scuola secondaria di primo grado Codermaz, quindi uno dei plessi dell'Istituto Comprensivo. Ci troviamo nel quartiere di San Giovanni, qui a Trieste, in una bellissima cornice che è quella del Bosco Farneto, quindi immersi nella natura. E vi lascio raccontare da Mila quelli che sono i progetti delle 2 classi, saranno più di un progetto, dividendoci in gruppetti, e quindi vi lascio raccontare da Mila tutto quanto. Mila, a te la parola. Buongiorno, sono Mila e vorrei salutare tutte le scuole d'Europa che hanno deciso di partecipare al progetto Viva Marca. Il progetto che le 2 classi realizzeranno sarà di tipo digitale. Useremo lo storytelling e creeremo delle gallerie digitali, scusate, e faremo delle linee del tempo per rappresentare la vita di Margherita Hack e i posti che frequentava e i luoghi. Per dare valore alla sua vita sociale e sia da scienziata. Senti, ma la passione per lo spazio come nasce? Tua passione? In verità io non ho la passione per lo spazio, ma per la storia e la geografia. Allora questa maglia, insomma, è un po' mi trae in inganno. Sì, ma comunque è molto interessante lo spazio, cioè a volte mi metto a guardare dei video sullo spazio e imparare un po', quindi un po' mi interessa anche. Allora, in bocca al lupo, buon lavoro. Voleva solo salutare Mila nella sua lingua d'origine, diciamo, i colleghi che partecipano dall'estero. Assolutamente. Saluto i miei colleghi dall'estero, Zdravo Svima. Grazie mille, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo. E devo dire che un po' questo è proprio il bello di questo progetto, creare connessioni non soltanto tra il presente e il passato, perché appunto voi insomma siete dei giovani studenti, delle giovani studentesse, creare connessioni con la giovane Margherita Hack quando ha iniziato a intraprendere il suo percorso di ricerca, i suoi studi e poi l'attività scientifica che ha portato avanti, ma anche connessioni tra scuole diverse in Italia e oltre i confini italiani. Professoressa Chiara Mattioli della Scuola di Visione Giulia. Prego, benvenuta, benvenuto. Noi siamo la Scuola di Visione Giulia, partecipiamo al concorso con 4 classi terze, oggi ce ne sono 2. Oggi abbiamo qua la terza B e la terza H e abbiamo anche Daniele e Chiara che adesso ci racconteranno. Noi non abbiamo ancora un progetto ben definito, abbiamo provato a buttare giù delle idee, poi vedremo cosa riusciremo a fare. C'è tempo insomma per farvi ispirare da Margherita Hack, dal suo lavoro. Allora, chi inizia? Chi rompe il ghiaccio? Per il concorso ci immedesimeremo. Grazie mille. In Margherita immagineremo come deve essere stato il suo arrivo a Trieste nel dicembre 1964 con l'auto a carica di libri, di responsabilità ed entusiasmo. Nelle prossime settimane scriveremo una sceneggiatura e riporteremo quelle che forse sono state le sue prime impressioni sulla città in un breve spettacolo teatrale che filmeremo. Inoltre vogliamo registrare una puntata di un video divulgativo simile a quelli realizzati da Margherita Hack con Federico Taddia nel programma Big Bang su un tema di astronomia che ci appassionerà durante le lezioni a scuola, tenendo il suo registro semplice, preciso e appassionante per ricordarci che la scienza è creativa e viva nella vita di tutti i giorni. La scienza serve, siede viva nella vita di tutti i giorni, di tutti e tutte noi.
Salve, sono Chiara De Stefano, frequento la classe terza H della Scuola Media Statale di Visione Giulia. Ci troviamo in Viale 20 Settembre, quindi una posizione abbastanza centrale. Per il nostro progetto su Margherita Hack, nelle prossime settimane approfondiremo di più la sua vita personale e la sua vita professionale, cercandone gli aspetti più interessanti. Valuteremo che tipo di prodotto portare alla giuria del premio, cercando efficacemente allo stesso modo di puntare sia sulla parola che sull'immagine. Assolutamente, quindi un modo anche per mettervi alla prova, per sperimentare linguaggi diversi. Hai citato Big Bang, la trasmissione televisiva che, se non sbaglio, il titolo completo è Big Bang, in viaggio nello spazio con Margherita Hack. Margherita Hack, appunto, diceva, ha utilizzato linguaggi diversi, canali diversi, ha portato le stelle, la scienza anche in televisione. In occasione della presentazione di questa iniziativa, mi ricordo che lei aveva sottolineato questo, aveva detto Margherita Hack, la divulgazione è importante, c'è bisogno di offrire ai bambini e alle bambine, ma non solo, perché appunto era una trasmissione divulgativa che si rivolgeva ad un pubblico giovanissimo. Appunto c'è bisogno di offrire occasioni per riflettere e parlare di scienza, perché in Italia c'è ancora molta disinformazione, meno chiacchiere e più razionalità, diceva, perché tante persone ancora sono dominate dalla paura, dalla superstizione, e paura e superstizione sono in qualche modo frutto dell'ignoranza scientifica. Lei diceva: non capisco perché si continua a dedicare mezz'ora ogni giorno in televisione all'astrologia e solo un minuto ogni tanto a scoperte astronomiche e scientifiche in generale. L'oroscopo, diceva lei con quell'accento inconfondibile toscano, l'oroscopo è una bischerata. Dargli spazio in TV fa pensare che si tratti di una cosa seria. Benvengano allora nuovi spazi dedicati alla scienza. E anche la televisione, insomma, lo sapete, può essere uno strumento importante per fare divulgazione. Aggiungo adesso, nel 2023, quando sono passati un po' di anni da allora, non solo la televisione, ma anche i social network, anche le varie piattaforme digitali possono essere uno strumento per fare divulgazione, per parlare di scienze, sono poi luoghi che voi abitate. Grazie mille, in bocca al lupo, buon lavoro. Il professor Marco Stocca dell'Istituto Tecnico Ziga Zois. Buongiorno professore, benvenuto. Allora, 2 parole sulla scuola, poi conosciamo un po' il progetto. Dobar dan, buongiorno. Noi veniamo dall'Istituto Tecnico Statale con lingua di insegnamento slovena Žiga Zois di San Giovanni. Abbiamo voluto aderire naturalmente a questo progetto perché conoscevamo a suo tempo anche visivamente la professoressa Hack, era un personaggio che attirava molto l'attenzione, quindi la consideravamo come nostra e la amavamo certamente, no? E per quanto riguarda il progetto che intendiamo fare, siamo riusciti a trovare un gruppo di ragazzi che sono bravini a disegnare, e lascio la parola evidentemente a Jacopo per esplicitare un po' cosa intendiamo fare. Bravini, no, dai, siete bravi a disegnare. Jacopo, che cosa volete fare con il disegno? Ma allora, insomma, ce la caviamo. Noi disegniamo disegno artistico, geometri, però ce la caviamo anche col disegno artistico. Infatti volevamo idealizzare un fumetto di Margherita, dove rappresentavamo un po' la sua vita anche con delle belle illustrazioni, facendo delle scenette un po' più comiche, ecco, così. Vuoi dire qualcosa anche tu del progetto? No, sono qua per supporto morale. C'è bisogno anche quello, anche perché prima ricordavo le imprese scientifiche, ma non solo, sono imprese collettive, quindi insomma il lavoro di squadra è importante. Sì. Per adesso non abbiamo ancora disegnato niente, però abbiamo un buon titolo che sarebbe Margherita, la scuola guida. Patente di guida, sì. Perché questo titolo?
Ma allora, un nostro professore ha avuto un'esperienza con la scienziata che praticamente si è ritrovato la macchina rigata e dopo ha scoperto che è stata... Non raccontare troppo, non raccontare troppo in anteprima, se no spoileriamo il fumetto, no? Allora, Comunque sappiamo che aveva, dopo una certa età, la professoressa Hack aveva dei problemi per rinnovare la patente e quindi volevamo così unire questi aneddoti personali del nostro professore con le vicissitudini della professoressa, così vediamo cosa succede. insomma, un po' di ironia, del resto nel ricordare Margherita Hack attraverso le parole di Maria Luisa Principali, l'abbiamo detto, Margherita Hack, lei stessa era dotata di di tanta ironia e di tanta autoironia, quindi buon divertimento e in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. L'istituto Saffic manda un messaggio perché non riescono a collegarsi con l'audio, però ci stanno seguendo e stanno anche dicendo che le loro classi progetteranno degli itinerari turistici sulle orme di Margherita Hack e per cucina studieranno un menù per una cena sotto le stelle. Splendida idea! E tra l'altro non solo splendide idee, insomma io poi vorrei provarlo questo menù stellare e colgo ancora l'occasione per sottolineare come la scienza possa essere in fondo filo conduttore anche per insomma per delle vacanze, per il turismo, insomma si sente sempre più parlare di turismo scientifico perché può essere proprio la presenza, possono essere proprio alcuni centri di ricerca, istituti scientifici a fare un po' da filo conduttore alle vacanze, insomma a come le persone si approcciano ad una città e vanno alla scoperta di quella città anche dei lati nascosti, là appunto dove si fa scienza e dove si fa ricerca. Spero di non confondermi. Adesso chiamo sul palco il professor Daniel Simonettig. Non so se ho pronunciato bene. Ok, prego venite, che bello che siete così numerosi. Voi siete la scuola successiva. Ma no, dai, venite. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, salve. Io sono il professor Luigi Pulvirenti dell'Istituto Tecnico Josef Stefan. Siamo anche noi a San Giovanni, siamo i vicini dei nostri colleghi Gigazois, siamo ospitati nello stesso edificio, insomma, soltanto a piani diversi. Siamo un istituto tecnico sloveno, quindi insomma le lezioni insomma, si svolgono ovviamente in lingua slovena. Abbiamo 3 indirizzi, chimica, materiali e biotecnologie, meccanica e meccatronica, elettronica e elettrotecnica. Abbiamo pensato di aderire a questo progetto, diciamo, ci è venuta ispirazione da un progetto dell'anno scorso in cui i ragazzi dovevano, diciamo, scegliere una figura femminile del passato, del presente, insomma, che li ha particolarmente ispirati e pubblicare, insomma, una foto sui social della scuola, insomma, perché il motivo di questa ispirazione. E molti hanno scelto appunto la figura di Margherita Hack e quindi, insomma, è venuto naturale, diciamo, aderire a questo progetto e, diciamo, quello che svilupperemo adesso lo presenterà appunto Sasha. Le passo davanti, perché proprio Margherita Hack? Allora, comunque noi siamo una scuola che siamo molto collegati, diciamo, con la scienza e quindi pensavamo che fosse comunque un tema abbastanza vicino alla nostra scuola. Sì, quindi faremo 2 tipi di progetti, uno più, diciamo così, verso la letteratura, scriveremo delle poesie diciamo col tema delle stelle, appunto collegandoci a Margherita Hack e poi con l'aiuto di diverse tecniche creeremo appunto degli oggetti che richiamano l'eredità di Margherita Hack con la stampante 3D appunto che abbiamo a scuola. Qualche anticipazione, qualche spoilerino si può fare oppure avete già in mente qualche oggetto in particolare? In particolare diciamo un po' qualcosa sui pianeti, diciamo, sull'astronomia, così. Qualcosa da dire anche voi? Emozioni a parte, insomma, perché ti affascina l'idea di partecipare a questo progetto? Qualcosa poi la direte anche voi perché siete saliti sul palco, vi assumete la responsabilità.
Niente, non so molto del progetto, non sono molto partecipe, però posso dire sicuramente due parole su Margherita Hack. Posso dire che è di grande ispirazione sicuramente, una donna che ancora a questi tempi si pensano che le donne non possono fare le cose degli uomini, che siano meno evolute, e invece così ha dimostrato di non essere. Sì, però c'è tanta strada da fare. Devo dire che proprio voi che siete la metà del cielo avete anche una grossa responsabilità, perché è una battaglia culturale che si deve affrontare insieme, ragazzi e ragazze assieme. Quindi grazie per aver sottolineato questo aspetto. Noi crediamo molto nel progetto e faremo di tutto per realizzarlo. E per vincere. Naturalmente, se no. Allora, grazie ancora per essere stati con noi, grazie per aver aderito. E chiamo adesso la professoressa Giorgia Gelsi della Scuola Internazionale di Trieste con lingua di insegnamento in inglese. Buongiorno professoressa. E grazie, siamo contenti di essere qui. Noi siamo la Scuola Internazionale di Trieste, l'International School, abbiamo sede a Opicina nel Carso triestino, quindi in un contesto molto verde, molto piacevole, e siamo contenti di aderire a questo progetto anche perché abbiamo come partnership della nostra scuola importanti realtà scientifiche, quindi ci viene naturale. Tra l'altro la nostra scuola alla fine rilascia un diploma che è un diploma riconosciuto a livello internazionale, ma che è un diploma paragonabile a una maturità scientifica. E non abbiamo onestamente ancora molte idee sul progetto con cui comunque parteciperemo con la Grade 9, la prima classe del liceo, e abbiamo scelto lei come rappresentante perché si chiama Margherita, quindi insomma proprio degna portavoce dei tuoi compagni di classe, dei tuoi compagni e delle tue compagne di scuola. Beh, insomma, avete, diciamo così, un dialogo privilegiato, visto proprio parlando appunto dell'insegnamento in lingua inglese con le realtà scientifiche del territorio, che ricordiamo sono realtà di valenza internazionale, perché a Trieste si fa ricerca scientifica a livello internazionale. E sempre più, lo dicevo prima, i progetti di ricerca scientifica sono progetti insomma non confinati al proprio laboratorio, alla propria aula, al proprio istituto, ma progetti che abbracciano scienziati e scienziate di tutto il mondo. Margherita, a te la parola. Allora, noi vogliamo fare un video con lo stile di un documentario, e il documentario si focalizzerà su come Margherita era un modello da seguire, e dal punto di vista sociale, come è stato detto anche prima, lei ha aperto le porte alle scienziate, perché allora non era possibile per le femmine essere scienziate. Margherita ha avuto il coraggio di essere la prima, infatti ha aperto le porte a tutte le altre femmine che volevano essere scienziate. Essendo che siamo una scuola internazionale, potremmo fare un collegamento qua a Trieste con l'impatto che Margherita ha avuto. Dici l'impatto proprio nel mondo della ricerca scientifica. Sì. Beh, del resto, appunto, l'abbiamo detto più volte, Margherita Hack è stata tra le protagoniste, tra i protagonisti del mondo della scienza a Trieste, e pensate che quando è arrivata a Trieste nel 1964 stava appena nascendo all'epoca il Centro Internazionale di Fisica Teorica. È stato citato prima Abdus Salam, il fisico pakistano premio Nobel, che insieme a Paolo Budinic ha fondato il Centro Internazionale di Fisica Teorica, e poi da lì sono nate tutte le altre realtà scientifiche del territorio. Aggiungere solo una piccola curiosità: la nostra scuola, che è nata nel 1964, infatti il prossimo anno festeggiamo i 60 anni, all'inizio era una scuola molto piccola che ospitava i figli degli scienziati dei vari centri di eccellenza della nostra città. Quindi ecco, il prossimo anno sarà un'occasione per festeggiare, si spera anche con questo progetto Viva Marga. Assolutamente, ancora grazie per aver partecipato, buon lavoro, in bocca al lupo. C'è l'ultima scuola in presenza qui a Trieste, nella sala Luzzatti, che invito a salire sul palco, la professoressa Lorella Tessarotto. Non so se sia presente invece. Ok. Buongiorno professoressa, benvenuta e grazie. Un ringraziamento che estendo a tutte le scuole qui presenti, ma anche in collegamento da remoto. Ancora una volta grazie per aver aderito al progetto. Innanzitutto ringrazio per la bellissima iniziativa.
Voglio precisare subito il motivo per cui sono stata così entusiasta nel voler proporre alle mie classi di partecipare. La prima ragione è di carattere personale, la seconda invece di carattere didattico. Parto con quella personale. Ho sempre pensato che la mia città, che Trieste, abbia troppo poco ricordato questa grandissima donna, sotto tutti i profili, come avete voi anche ben definito, poliedrica. È stata poco festeggiata e poco ricordata, e quindi penso che un plauso vada a questa iniziativa, proprio perché garantisce la partecipazione anche di tanti giovani, che trovo sia una cosa straordinaria e che molte volte manca nella nostra città. La seconda, di tipo didattico, io ho proposto... Io ho proposto alle mie quarte, e quindi il programma perfettamente si connette con Margherita Hack, perché io di solito scelgo proprio anche di approfondire la strada della scienza e dell'acquisizione poi della ragione, dei diritti umani, perché parliamo di Galileo Galilei, parliamo dell'età dell'illuminismo, e non da ultimo del grande poeta Giacomo Leopardi, che anche Margherita Hack apprezzava moltissimo per le ragioni che sappiamo, ecco. E poi anche prima, all'inizio, è stata ricordata la passione di Margherita Hack per la poesia, e quindi scienza e invece parte umanistica si integrano in maniera meravigliosa in questa figura. Ma mi presento. Sono appunto Lorella Tessarotto, insegno materie letterarie al triennio dell'Istituto Tecnico Commerciale indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing di Trieste. Il mio è un ISIS, cioè una scuola molto complessa, articolata, che non sto a dettagliare perché il tempo ci è nemico, come dico sempre io, ma presenta varie realtà, da un istituto professionale, un istituto tecnico per il turismo, e il mio invece che ha diverse articolazioni. Le più importanti sono appunto amministrazione, finanza e marketing, poi relazioni internazionali per il marketing, dove chiaramente ha un privilegio la storia, l'insegnamento delle lingue, e poi l'indirizzo SIA, cioè sistemi informativi aziendali. Quindi le materie privilegiate sono l'economia aziendale, le lingue e poi soprattutto l'informatica, perché è molto importante, ed è proprio dalla quarta A che è partito con entusiasmo l'adesione, e parlerà Emanuele del progetto che è ancora in corso di definizione. A te la parola allora. Allora, io sono Emanuele, vi presento per le classi 4A e D, e abbiamo pensato alla realizzazione di un prodotto multimediale che racconterà di Margherita Hack nella sua totalità, con la sua vita, il suo lavoro, le sue opere, con la bibliografia e soprattutto il fatto che è venuta a Trieste e tutta l'importanza che ha avuto per questa città. Racconteremo della sua vita dall'inizio fino alla fine, fino a che è arrivata a Trieste, e poi vabbè, e basta. Grazie. E professoressa, ne approfitto solo perché le sue parole mi sono di ispirazione per sottolineare in generale l'importanza della cultura, senza scissioni tra scienza, mondo della letteratura, insomma mondo umanistico, motivo per cui quando oggi si parla di iniziative che vogliono in qualche modo avvicinare i ragazzi e le ragazze alle discipline STEM, oggi sempre più in quell'acronimo si è aggiunta la A, per appunto far riferimento non soltanto alla scienza, alla tecnica, all'ingegneria, alla matematica, ma anche la di arte, perché insomma la nostra cultura ha 1000 sfaccettature, ma insomma è una sola, dobbiamo valorizzare tutti gli aspetti. Non per appiattire il tutto, ma per arricchire e potenziare, perché come dico sempre io ai miei allievi, che sono prevalentemente poi destinati a studiare economia, informatica, materie tecniche oppure giuridiche, così dico meglio un informatico colto che conosca e sappia un po' di tutto piuttosto che un informatico non colto. Anche perché assolutamente oggi sempre più avrete sentite parlare anche voi, e forse insomma ci mettete le mani in pasta, si parla di intelligenza artificiale, chi sviluppa codici, insomma chi c'è dietro quei programmi di intelligenza artificiale, insomma non può essere avulso, anzi è ovvio, per ovvi motivi
motivi che non è avulso dalla realtà, e c'è bisogno anche di quella componente filosofica, etica, insomma anche dell'umanesimo, si parla di un nuovo umanesimo. Quindi è un caso che partecipi a questo progetto sia la sezione, l'articolazione informatica che i ragazzi invece linguistica, e quindi si riuscirà a coagulare, insomma, sicuramente una collaborazione, una cooperazione. Ecco. Allora, grazie ancora, buon lavoro, in bocca al lupo. Fatemi un cenno se proviamo a ripristinare il collegamento. Sì, abbiamo in collegamento chi? Belgrado? Da Belgrado. Buongiorno, benvenuti a Trieste. Noi siamo servi di Belgrado e frequentiamo il nuovo liceo di Belgrado. Perché abbiamo deciso di partecipare a questo concorso? Perché siamo molto interessati alla fisica. L'astrofisica è uno dei nostri argomenti preferiti. Ci piace partecipare alle varie competizioni dove possiamo esprimere la nostra creatività e acquisire tante esperienze. Per realizzare questo progetto abbiamo deciso di usare l'arte visiva e il tessuto, ma anche altri elementi che non vogliamo rivelare. Grazie. Grazie a voi. Sì, non so se sentite il nostro applauso, insomma, però vi ringraziamo per aver atteso anche la fine delle presentazioni dei vostri colleghi e delle vostre colleghe che sono qui appunto seduti in platea su queste poltroncine rosse appunto qui a Trieste. Grazie. Mi pare che abbiamo recuperato i vari collegamenti. Abbiamo sottolineato il loro impegno e l'entusiasmo con cui appunto hanno deciso di aderire a questo progetto. Io, se vi ricordate, all'inizio vi ho detto appunto di come questo concorso Viva Marga, concorso a premio per le scuole in ricordo di Margherita Hack, sia in fondo un'occasione per voi di fare un viaggio indietro nel tempo attraverso la storia di Margherita Hack, proiettandovi però nel futuro, perché in fondo nella scienza non ci sono mai delle conquiste definitive. E a proposito del fatto di come evolva la conoscenza scientifica, io proprio da un libro, un'autobiografia di Margherita Hack, voglio leggervi appunto le parole di Margherita Hack quando lei, ottantenne, dice: 80 anni sembrano anche 1000 se penso a come è cambiato il mondo, la mia città, l'Italia, la scienza, in particolare l'astrofisica. Quello che oggi si sa di stelle, galassie, universo, praticamente tutto lo si è scoperto nel corso della mia vita. All'inizio degli anni 20, vi ricordate, abbiamo detto lei è nata nel 1922 a Firenze, all'inizio degli anni 20 del secolo scorso l'universo conosciuto era tutto sommato piccolo e tranquillo. Non si sapeva che esistono miliardi di galassie e che ogni galassia è formata da centinaia o migliaia di miliardi di stelle e che molte di queste stelle sono anche 100 volte più grandi del nostro Sole e hanno una vita piuttosto movimentata e burrascosa. Non si sapeva che esistono fenomeni come i buchi neri, che ci sono molti altri sistemi solari simili al nostro e che quindi la vita può essere un fenomeno relativamente comune. Non si sapeva che l'universo ha avuto origine dal Big Bang, un'esplosione primordiale di cui ancora oggi si sente l'eco nello spazio. È come se si fossero via via aperte tante finestre che ci hanno permesso finalmente di vedere il mondo esterno. E allora penso che questo progetto Viva Marga, in fondo poi Laura Capuzzo, correggimi se sbaglio, vi invita ad affacciarvi da quelle finestre e a guardare la realtà là fuori, e vi invita anche ad aprirne delle altre, perché appunto c'è ancora tanto da scoprire là fuori, e nello spazio c'è posto per tutti e tutti, dove per spazio intendo sia la ricerca proprio in questo settore, nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia, ma in generale nel mondo della scienza e, perché no, nel mondo della comunicazione della scienza. Laura Capuzzo, che dobbiamo dire qualche altra cosa di fondamentale o li... Allora, io penso che abbiamo per questa prima manifestazione detto tutto quello che c'era da dire. Mi sembra entusiasmante il quadro che è emerso dalle scuole, dai ragazzi, dagli professori, che io ringrazio per la loro partecipazione e per quanto hanno detto fino adesso, e mi auguro e sono sicura
che avremo dei lavori che meriteranno, sarà un lavoro veramente difficile quello della giuria, quando dovrà valutare i vari elaborati ed assegnare i premi, temo, perché ci sono dei lavori che emergeranno, da quanto ho sentito qua, veramente, veramente interessanti. Io penso che possiamo chiudere, siamo nei tempi giusti, ma prima di chiudere io vi invito tutti a fare un magnifico applauso alla nostra moderatrice, che è stata un po' attenta. Lo so che non vedete l'ora di andare via, di lasciare queste poltroncine rosse, però è doveroso farlo. Se ci fossero domande da parte vostra, alzate la mano, nonostante il timore di essere, insomma, additati dai vostri compagni e dalle vostre compagne. Allora, che dire, siamo davvero arrivate alla conclusione. Io vi auguro buon lavoro e vi faccio solo una raccomandazione. Ecco, la curiosità, lasciate che sia la curiosità ad essere un po' il vostro faro, la vostra stella polare, perché in fondo è questo, l'abbiamo già detto più volte e più voci nel corso di questa mattinata, è sempre quello che ha cercato di fare Margherita Hack quando incontrava le persone davvero di tutte le età. Voi non c'eravate allora, ma se ci foste state avreste potuto vedere come alle sue conferenze, ai suoi dibattiti pubblici c'era il nonno, la nonna con il nipotino o la nipotina e tutti rimanevano incantati a bocca aperta. Ecco, lei quando incontrava le persone, ripeto, di tutte le età, cercava di motivarle a essere curiose. E poi la conoscenza, non sottovalutatela la conoscenza, ecco, non sottovalutate la bellezza del sapere, e non mi riferisco al bel voto a scuola, o perlomeno non mi riferisco solo al bel voto a scuola, non me ne vogliano i professori e le professoresse qui presenti, ma dicevo, non sottovalutate la bellezza del sapere, perché è la conoscenza che ci rende liberi, che ci rende libere, ed è la conoscenza che ci aiuta, ci consente di fare delle scelte consapevoli, ed è la conoscenza che ci consente di essere cittadini e cittadine responsabili. Dobbiamo farlo per noi stessi innanzitutto. E allora ancora una volta buon lavoro, buon divertimento, viva Marga, grazie, e faccio i complimenti a voi e i complimenti ai vostri docenti, perché siete stati meravigliosi. Non è stato facile, immagino, per voi stare tutte queste ore seduti su queste poltroncine rosse ad ascoltare persone che parlavano, quindi grazie. Solo velocissimo, io volevo ringraziare la dirigente dell'ambasciata di Tirana perché non è riuscita a collegarsi con l'audio, ma ci ha mandato comunque questo messaggio. E mi auguro di rivedervi tutti quanti, e qualcun altro anche in più o diverso da oggi, perché alcune scuole hanno diverse classi che partecipano al progetto, il 17 ottobre alla mattina, sempre qui. Avremo sempre Simona Regina con noi e avremo come relatori, cominceremo ad avere alcuni testimoni, cioè persone che hanno lavorato o conosciuto Margherita Hack, e quindi potrete anche interagire con loro, fare domande, chiedere curiosità, perché sono persone che hanno conosciuto direttamente Margherita. Grazie a tutti. Ce la facciamo allora urlare tutti assieme viva Marga al mio 3? 1, 2, 3, viva Marga! Grazie, a martedì prossimo.